Apriamo la 57esima seduta del Consiglio Comunale di mercoledì 23 novembre 2023. La seduta pubblica può essere vista in diretta TV sul canale televisivo La Tenda TV, visibile su internet. Silenzio per cortesia. Passo la parola al segretario per l'appello. Scusate, un po' di silenzio in aula. Balliana Mirella, Casagrande Andrea, Dareggian Antonio, De Antoni Giulio, De Bastiani Alessandro, De Nardi Barbara, Dus Marco, Miatto Antonio, Fagotto Alberto, Parrella Roberto, Rasera Gianni, Rosset Mario, Salezze Silvia, Sant'Antonio Paolo, Presente. Scottà Giancarlo, Tonon Roberto, Baraschin Gianni. Siamo 17, tutti presenti. Bene, il numero legale c'è. Allora, nominiamo gli scrutatori. Parrella, va bene, grazie. Salezze, va bene, grazie. E Balliana, grazie. Comunicazioni, lascerei la parola all'assessore Caldart per una comunicazione. Prego, assessore. Grazie e buonasera a tutti e a tutte. Leggo perché faccio una breve comunicazione che riguarda il tema della giornata della violenza contro la donna, quindi voglio scegliere le parole giuste. E infatti è difficile trovare le parole giuste per parlare di prevenzione alla violenza sulla donna in un momento come questo, dopo il brutale assassinio di Giulia Cecchettin. Tante sono state le voci che si sono alzate, dai giornalisti agli psicologi, dal mondo della scuola a quello della famiglia, dai giovani alle tante associazioni che si occupano di donne e violenza, fino alla politica. Tutti hanno denunciato, richiesto interventi, proposto rimedi, ma tutte queste voci avevano un elemento in comune: la speranza di individuare il responsabile di tutto ciò, perché individuare l'elemento scatenante, l'agenzia responsabile, si è parlato di scuola, di famiglia, di società patriarcale, avrebbe significato chiudere il cerchio, avrebbe permesso a tutti noi di tacitare la nostra coscienza e mettere da parte angosce e paure. E invece appare evidente che non ci sia un unico responsabile, ma che la responsabilità sia complessa e collettiva. In questa prospettiva, oggi più che mai, è importante che i centri antiviolenza, e così il nostro centro antiviolenza CAV Vittorio Veneto, continuino a fare la loro parte. Approfitto quindi di questa occasione, nella settimana del 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, per ricordare il ruolo del CAV Vittorio Veneto, uno sportello gratuito dove operano psicologhe e un'avvocata preparate a dare tutta l'assistenza necessaria a chi vi si rivolge. Nostro compito è accogliere, accompagnare, assistere, supportare donne, anche con figli minori se presenti, nel percorso necessario per ciascuna di loro. È possibile intervenire anche con l'immediato allontanamento dal maltrattante, se necessario. Il CAV lavora infatti in una rete strettissima con le forze dell'ordine e i nostri pronto soccorso di Vittorio Veneto e Conegliano, ma anche con le case rifugio provinciali per dare la massima sicurezza alla donna che denuncia la violenza. Parimenti, in casi che non richiedano l'immediato allontanamento, il servizio di ascolto e tutela legale è sempre disponibile e gratuitamente.
Negli ultimi anni il nostro CAV ha registrato oltre 120 prese in carico annualmente e i numeri sono in aumento, forse per la maggior consapevolezza della possibilità e l'opportunità di reagire prima che sia troppo tardi. Il CAV Vittorio Veneto si occupa poi di formazione. Abbiamo attivato corsi per le assistenti sociali, per le forze dell'ordine, per alcune categorie di professionisti, come ad esempio l'ultimo a favore di estetiste e parrucchieri, cioè di persone che sono particolarmente vicine alla donna, anche in momenti di intimità, per raggiungere unitarietà di intenti e linguaggio e per garantire la rete territoriale di assistenza e cura. Infine il CAV si occupa di informazione con le serate mensili che vengono organizzate sul territorio. Dico territorio perché il nostro CAV è l'unico di riferimento per l'intero ambito. A questo proposito cito la serata di ieri sera in cui con una intuizione premonitrice abbiamo voluto portare la voce di un padre, anziché dell'ennesima vittima donna, a significare l'importanza del coinvolgimento anche della parte maschile nella diffusione della cultura del rispetto e del riconoscimento della parità. E l'appello del padre di Giulia, quindi un uomo a denunciare, ha fatto breccia, se è vero che nel giro di 24 o 48 ore tanti centri antiviolenza, tra cui il nostro, hanno ricevuto decine di richieste d'aiuto come mai prima. La vicenda di Giulia ha scosso tutti, ma in particolare chi sta subendo violenza ha confessato di avere tanta paura e ora sente l'urgenza di mettersi in salvo. Le parole del padre, ma anche della sorella di Giulia, hanno saputo raccontare il dramma del femminicidio per quello che è, senza narrazioni romantiche, dando la forza a tante donne di reagire e di porre fine all'incubo. Sono purtroppo sempre di più le donne che subiscono violenza psicologica, fisica, sessuale, economica, stalking, cyberviolenza, molestie. Nella maggior parte dei casi tra le mura domestiche, ad opera di mariti, fidanzati, fratelli, padre, zii, nonni, amici di famiglia, o fuori di casa, ma per mano spessissimo di persone conosciute come gli ex compagni. Nel 2020 7.000 donne di ogni età e classe sociale si sono rivolte alla rete regionale Veneta, forte di 95 strutture, 26 sono i centri antiviolenza, 38 gli sportelli di contatto loro afferenti e 31 case rifugio, che ne ha presi in carico 3.400, 126 sono le nostre, perché rischiavano la vita. Per tutte c'è il numero nazionale gratuito antiviolenza 1522 che funziona 7 giorni su 7, 24 ore al giorno e a seconda della provincia di chiamata indirizza l'utente al centro più vicino a casa. Al telefono rispondono psicologhe e psicoterapeute, al lavoro anche nei centri e agli sportelli insieme ad avvocate che forniscono l'assistenza legale e tutto gratuitamente. Parimenti è possibile chiamare direttamente il CAV più vicino come il nostro, nel nostro caso il numero è lo 0438 569 451. Se non rispondiamo direttamente c'è sempre la segreteria telefonica e chiunque chiami verrà richiamato. Come vediamo l'azione da fare è quella di contribuire tutte e tutti possiamo e direi dobbiamo essere proattivi qualora dovessimo assistere, subodorare o temere casi di violenza. Non basta condannare i soprusi e le violenze, dobbiamo tutti incoraggiare la donna a chiedere aiuto ai centri antiviolenza e ai punti di riferimento, che mettono tutti a disposizione personale formato, professioniste dedicate, mediatori culturali, per accogliere anche chi non parla l'italiano. Il tutto nel rispetto della privacy e della sicurezza della donna. Concludo con un ricordo doloroso ma lucido della vittima di femminicidio numero 105 del 2023, Giulia Cecchettin, che sia l'ultima. Grazie Assessore. Ci sono altre comunicazioni? Bene, allora apriamo i lavori. Primo punto dell'ordine del giorno, variazione al bilancio di previsione 2023-2025. Quinta variazione,
Quinta variazione, di competenza consigliare, autorizzazione all'assunzione di mutuo. Lascio la parola all'assessore Posocco, vice sindaco Posocco, per la illustrazione della proposta di delibera. Prego, assessore. Può chiederlo anche l'assessore. Grazie Presidente, invito qui accanto a me il dottor Sarri per eventuali risposte a domande tecniche, anche se devo dire che il punto è stato ampiamente affrontato in Commissione e quindi non ci dovrebbero essere dubbi. Comunque il dottor Sarri è qui a disposizione. La quinta variazione del bilancio di previsione riguarda la cifra di euro complessivi 2.449.000 da mettere a disposizione per, se il Consiglio Comunale darà l'ok, per l'acquisto del Teatro da Ponte. Questa variazione è composta da 949.000 euro di risorse proprie mediante l'utilizzo di avanzo di amministrazione da parte disponibile. Ricordo che al momento l'avanzo di amministrazione è superiore a 1.700.000 euro, però come ho ribadito nell'ultima variazione di bilancio, una cifra che l'ufficio economato ha definito tranquillizzante ci serve per garantire poi gli equilibri di bilancio. Pensiamo di ricorrere a un mutuo di 1.500.000 euro tramite un mutuo che viene contratto con l'Istituto per il credito sportivo, il paragrafo è cultura missione comune, che ci permette di avere per i primi 10 anni diciamo un contributo in conto interessi, quindi questo mutuo per i primi 10 anni sarebbe a tasso zero, mentre per i successivi 5 anni verrà applicato un tasso fisso del 4,70. Questo 4,70% però viene spalmato in tutti i 15 anni. Il dottor Sarri e tutto l'ufficio sta lavorando per fare in modo, perché c'è un'opportunità che abbiamo trattato in Commissione, che eventualmente tutta la durata, tutti i 15 anni siano a mutuo a tasso zero. Vi do dei dati per capirci. 1,5 milioni l'importo mutuo a un tasso di interesse del 4,70% maturerebbe una quota interessi di 607.000 euro totali. Grazie a questo mutuo col credito sportivo si abbatte c'è un contributo in conto interessi di ben 524.000 euro. Quindi la quota interesse del mutuo in 15 anni sarebbe di 80.000 euro in totale a carico del Comune. Stiamo lavorando per abbattere anche questi 80.000 euro e quindi avere un risparmio totale della quota interessi di 607.000 euro. Credo che questo diciamo, è un po' il riassunto di quello che proponiamo e adesso diciamo, discutiamone e il dottor Sali, come ripeto, è qui a disposizione. Grazie. Grazie Vice Sindaco. È aperta la discussione. Prego alle prenotazioni. Ok. Consigliere Barbara Denardi, prego.
Grazie Presidente. Io ritorno col dottor Sari alla mia solita questione, visto che parliamo di mutui. Il rapporto giuridico sottostante al rapporto di derivato, come è stato qualificato in questo momento, visto che stiamo accendendo un altro mutuo e quindi potrebbe incidere sul limite di accensione dei mutui, se è stato qualificato nel frattempo? Grazie. Consigliere De Antoni, prego. Intervento, io faccio l'intervento. Ok. Quindi pensavo che volesse rispondere. Va bene. Va bene? Parto? Sì. Allora, ne abbiamo parlato anche in commissione. Secondo me la delibera, la prima delibera, doveva essere portata al punto successivo e quella al punto successivo doveva essere portata prima. Nel senso che noi adesso, prima di decidere di acquistare il teatro, diciamo, prima dobbiamo decidere di acquistare il teatro e poi decidiamo di fare il mutuo. Qui invece facciamo prima il mutuo e poi diciamo di acquistare il teatro, che potrebbe essere acquistato anche a un prezzo diverso da quello che è già scritto in delibera. Quindi mi sembra che le due cose dovessero andare una dopo l'altra. Ne ho parlato col dottor Sarri, mi ha spiegato il suo punto di vista, non lo condivido, ma non è sicuramente una cosa così importante, ma ho voluto solo segnalarlo. Per quanto nella delibera si parla appunto dell'attività commerciale che il Comune, diciamo l'amministrazione, ha deciso di sfruttare per recuperare l'IVA. Niente da dire su questo, l'avevamo anche detto in quella breve riunione dell'aprile del 2000 di quest'anno, quando si è parlato di questa cosa ed era sorto il problema dell'IVA e noi abbiamo detto, Sindaco, non occorre ritirare la delibera per questo, perché si può anche trovare una soluzione di questo tipo. Poi probabilmente la soluzione, sì, il problema non era solo quello dell'IVA, ma era anche di questa mancanza del certificato di agibilità totale dell'edificio e di un certo abuso, insomma, che c'è stato fatto e quindi vabbè, insomma, abbiamo rimandato. Nella delibera che esaminiamo oggi viene richiamata una delibera dell'amministrazione, della Giunta, fatta il 9 settembre, che è la 179, che recita: atto di indirizzo in merito alle future gestione del Teatro Lorenzo da Ponte, in cui viene dato atto che dalla nuova gestione del teatro, considerata la natura commerciale dell'attività, ne deriveranno delle entrate derivanti, leggo proprio la delibera, derivanti a titolo esemplificativo ma non esaustivo dalla vendita dei biglietti e o abbonamenti e o canoni concessori e o corrispettivi per l'uso temporaneo e o sponsorizzazioni e o contributi di terzi, rimanendo pertanto escluso che tale nuova gestione non comporti entrate per l'ente o entrate di importi che per la loro esiguità non possano considerarsi entrate o tali da far venire meno il requisito commerciale della gestione. Un po', diciamo, insomma, è un po' articolata questa affermazione, ma comunque mi trovo d'accordo nel senso che penso che effettivamente si possa applicare questa modalità di rendere commerciale l'attività del teatro. Però, secondo quello che ci eravamo detti anche nell'ultimo Consiglio Comunale e che poi avevamo anche scritto al Sindaco con una nostra lettera del 14 maggio, forse prima di decidere l'acquisto si sarebbe dovuto definire il progetto per rilanciare il teatro e c'era tutto il tempo per farlo da maggio ad oggi e non limitarsi a dire che genererà un flusso finanziario. Ma quale flusso finanziario se non viene precisato quali saranno le modalità di gestione? Secondo me una decisione di questa entità, un impegno finanziario così rilevante, avrebbero meritato almeno una sorta di business plan a supporto della sostenibilità dell'investimento e magari il coinvolgimento di più attori esterni al Comune per valutarne un effettivo e concreto rilancio. Mi dispiace che anche in questa occasione, nonostante tutto il tempo che avevamo davanti, al di là delle problematiche che sono in corso, che sono state gestite con la Cassamarca, questo tema, la gestione del teatro, poteva essere esaminato. Rafforzava anche la scelta che poi andremo a fare e sicuramente anche ci dava la possibilità di definire meglio come questa attività commerciale che avete deliberato con delibera di giunta dell'altro giorno di attivare, come questa attività commerciale possa poi essere effettivamente realizzata. Grazie. Grazie, consigliere De Antoni.
Vuole rispondere, dottor Sarri, alla domanda del consigliere Denardi nel frattempo? Grazie. Potete entrare col badge corretto, cortesemente, perché altrimenti gli interventi non vengono marcati col giusto nome. No, il badge di Gianluca Posocco. Io qua non vedo. C'è una basetta che è libera, quella del vice sindaco. Provate quest'altra, perché l'ultima a sinistra è già occupata. Sì. Ok, perfetto. Perfetto. Dottor Sarri. Benissimo, prego. Allora, vado con ordine perché ho visto che ci sono anche delle domande del consigliere De Antoni dal punto di vista, in particolare l'inversione e l'attività commerciale. Allora, vado con ordine e rispondo prima al consigliere Denardi. Allora, per quanto riguarda la qualificazione del contratto relativamente all'annullamento dei derivati, non è stato né qualificato né, almeno per quello che mi risulti, insomma. Le rispondo solo quanto le ho già detto prima dal punto di vista tecnico-contabile in quanto dirigente finanziario. Ad oggi, per quanto riguarda i principi contabili, non ci sono elementi per cui bisogna prevedere degli accantonamenti tali per cui ci sia una probabilità certa che o comunque possibile che il contratto venga qualificato in altra maniera a seguito dell'annullamento del contratto precedente, perché questo mi sembrava ma comunque l'avevamo anche già detto, insomma. Per quanto riguarda invece il fatto che i derivati costituiscano indebitamento, su questa cosa era già stata superata in precedenza anche prima del mio arrivo, nel senso che c'è stato in passato tutta una problematica proprio sul caso e anche mi pare tutto anche un contenzioso con la Corte dei Conti sul fatto che i derivati costituiscono meno indebitamento e nel caso specifico del Comune di Vittorio Veneto non costituiscono indebitamento. Però c'è un evidente problema, e lei insomma, su questo bisogna darne atto, di equilibrio di bilancio, questo sì, che però abbiamo tenuto in considerazione, quindi mi sento molto tranquillo nel dare un parere contabile favorevole a questa assunzione di mutuo perché il Comune di Vittorio Veneto ha di fatto i requisiti per l'assunzione del mutuo. Dopodiché circa la qualificazione del contratto magari i nostri avvocati i nostri avvocati che ci stanno seguendo appunto nel contenzioso sui derivati sapranno darci delle indicazioni che ad oggi non ci sono, insomma. Tale per cui non mi sono mosso a livello contabile, insomma, a livello di bilancio. Questa è la risposta al consigliere Denardi. Il consigliere De Antoni, riversione dei punti. Allora, no, confermo che questa delibera è propedeutica alla successiva, nel senso che prima si cambia la programmazione e quindi il bilancio di previsione ai DUP e dopo si assume il mutuo, anche perché e si fa l'acquisto e si assume il mutuo. Altrimenti io, se non avessi avuto la variazione di bilancio e la programmazione a monte, sarei stato in difficoltà a dare un parere favorevole su un acquisto. È una questione di lana caprina perché siamo nella stessa seduta, però aggiungo anche, ho detto anche in commissione, se volevamo essere precisi, avremmo potuto fare variazione della programmazione, quindi DUP e bilancio, deliberare l'acquisto del teatro e eventualmente dopo assumere il mutuo. Però mi viene da dire anche questo, che non è competenza del Consiglio autorizzare l'assunzione di un mutuo se il mutuo è previsto nei documenti di programmazione, perché questo lo prevede espressamente il TUEL.
quindi il Consiglio non delibera l'assunzione del mutuo se il mutuo è previsto nella programmazione. Quindi di fatto penso che il problema di questo punto, dove si autorizzi l'assunzione del mutuo, diventa anche una questione sicuramente di trasparenza, perché il Consiglio ne viene a conoscenza sul mutuo che si andrà a assumere. Tuttavia, cambiando la programmazione non sarebbe neanche tenuto ad autorizzare l'assunzione, avendo già dato nell'atti di programmazione la sua autorizzazione all'assunzione. Per quanto riguarda l'attività commerciale, e dopo finisco perché mi sembra che non ci sia altro, siccome stiamo parlando di un credito IVA di €500.000, abbiamo ritenuto opportuno come ufficio che l'amministrazione desse un indirizzo preciso sulla futura attività di gestione del teatro e quindi sulla commerciabilità, perché nel momento in cui non ci fosse questo indirizzo per scelte organizzative future, è evidente che l'IVA non potrebbe essere detratta, insomma, ecco. Per il principio di detraibilità prospettica che abbiamo citato nella delibera presente, insomma. Quindi, dopodiché sulla facoltà o meno di definire in primis la futura gestione del teatro, la delibera di fatto non entra nel merito perché lascia spazio a diverse ipotesi, ma non era questa l'intenzione. L'intenzione di quella delibera di cui ho fatto la proposta era quella di garantire fin da subito la volontà dell'amministrazione di fare una gestione commerciale e come tale portare in detrazione $500.000 di IVA, insomma. E mi pare di aver risposto a tutto, insomma, dal punto di vista tecnico. Grazie. Grazie, dottor Sarri. Consigliere Denardi. Grazie. Dottor Sarri, allora solo due piccole notazioni. L'annullamento è una cosa, la nullità è un'altra. In questo caso il Tribunale di Venezia ha dichiarato la nullità dei contratti di derivati, non li ha annullati, sono due cose diverse. Per quanto riguarda la questione relativa al rapporto giuridico sottostante, non è un caso che io la chiami rapporto giuridico sottostante, perché contrariamente a quello che dice lei, che lo chiama contratto, il contratto è una fattispecie molto precisa. Allora, potrebbe essere che il rapporto giuridico sottostante viene qualificato come contratto di mutuo, ma potrebbe, e sto parlando in linea teorica perché ribadisco, non è compito mio valutare qual è l'esito di quello che è successo tra la banca e il comune in ordine alla nullità dei contratti di derivato. Potrebbe essere anche un contratto di mutuo, ma potrebbe essere un indebito arricchimento che non è un contratto. Siccome in diritto mi insegnava il mio professore Luigi Garofalo, che questa sera sentiremo nominato tante volte, i termini hanno un significato, per cortesia, il rapporto giuridico e il contratto sono due cose diverse, sono due contenuti diversi. Allora, perché io dico dobbiamo assolutamente qualificare il rapporto giuridico sottostante dopo che il Tribunale di Venezia, se non vado errata, nell'aprile del 2022, cioè un anno e mezzo fa, no, ieri mattina, ha dichiarato nulli i contratti di derivato per 4 motivi. Perché se il rapporto giuridico sottostante fosse qualificato come mutuo, il mutuo non ha bisogno di formule sacramentali, dovremmo considerarlo nel conteggio dei mutui, o comunque quantomeno dovremmo capire che cosa significa per il comune questa cosa qui strana che sopravvive. Comunque, se lei dice che è tranquillo perché il contratto non interferisce con il bilancio comunale e i limiti del bilancio comunale, siamo tutti contenti. Se lei è tranquillo, siamo tranquilli anche noi. Consigliere Bagliana.
Vediamo, ecco, prego. Ok, grazie. Allora, buonasera a tutti. Dunque, io nel merito del mutuo ho forti perplessità, ma siccome è collegato all'operazione dell'acquisto del Teatro da Ponte, poi magari mi esprimerò in un secondo passaggio rispetto a questo. Però nel merito volevo fare una domanda al dottor Sarri e leggendo la sua relazione che è allegata al secondo punto all'ordine del giorno, quando lei, in considerazione appunto del mutuo, quindi della cessione di questo mutuo, dice, visto il bilancio di previsione e la rigidità delle spese correnti per i prossimi anni, soprattutto per l'anno 2024, sarà necessario fin da subito operare una revisione della spesa corrente, riducendo tutte le spese non necessarie e o non obbligatorie, o in alternativa prevedere un aumento delle entrate. Tali maggiori introiti potrebbero derivare dalla politica tributaria, sebbene già elevata. Considerato la contingente difficoltà socio-economica gravante sulla collettività, ad avviso dello scrivente l'aumento della pressione fiscale appare ad oggi quantomeno inopportuna. Quindi sarà necessaria una revisione oculata delle entrate e delle spese. Io volevo chiederle cosa intende per rigidità della spesa corrente. Mi può fare degli esempi un po' pratici, cioè voglio dire tutti i finanziamenti per quanto riguarda le associazioni o altri, o le spese di manutenzione ordinaria, cioè gentilmente se mi può fare degli esempi intanto per capire di cosa stiamo parlando. Grazie. Consigliere Dus. Sì, buonasera. Ammetto che non è la mia materia e spero non lo diventi mai, però leggo qui sul punto numero 9 di dare atto che l'adozione del presente provvedimento che con l'adozione del presente provvedimento debbono essere considerati variati e aggiornati tutti i documenti di programmazione economico e finanziaria e in particolare il DUP 2023-2025. Ora chiedo ma il DUP è un documento unico di programmazione, quindi prima programmo e poi vado a fare i vari interventi. Ora, mi interessa molto perché è molto curiosa come formula questa. E cioè noi con questa variazione qui andiamo a modificare un DUP che non abbiamo modificato precedentemente? Oppure è stato modificato e mi sono perso un passaggio in cui dicevamo che andavamo ad acquisire il teatro. Allora, sappiamo benissimo tutti quanti che il DUP è un documento assolutamente inutile e fa perdere solo tempo agli uffici e a tutto il mondo e anche a noi. Però siccome c'è, lo si deve fare e credo lo si debba fare anche con criterio. Ora mi chiedevo, questa formulazione la trovo curiosa perché riesce a scavalcare e quindi andare oltre appunto a una modifica del DUP. Però siccome il DUP è di competenza, se non sbaglio, del Consiglio, come fa questa variazione qui a modificare un DUP? Punto di domanda. Ok, questa è una domanda che mi faccio. La seconda invece è una posizione più, una considerazione più politica e è sull'accensione del mutuo. Il consigliere De Antoni, molto più attento di me sui numeri, l'ho detto e lo dice in continuazione che c'è una grande capacità del Comune di accendere mutui, per cui dal mio punto di vista, magari a differenza di quello che dicono altri, va benissimo il fatto che si accendano dei mutui per realizzare o acquistare, se si ritiene indispensabile, delle strutture. Mi piacerebbe che, come si è acceso il mutuo per acquistare adesso il teatro, lo si avesse fatto magari per sistemare il palazzetto, per sistemare le piscine, eccetera. Alcune cose sono state fatte, però voglio dire, questo non è un mutuo da 100.000 euro, è un mutuo molto sostanziale. Ecco. Grazie consigliere. Consigliere De Bastiani. Buonasera, grazie. Sì, anch'io nutrivo le stesse perplessità del consigliere De Antoni sul fatto
se questa delibera andava messa prima o dopo, cioè doveva essere invertita con quello dell'acquisto. Ho sentito le spiegazioni del dottor Sarri, però a questo punto io credo che debba essere cambiata la delibera al punto 2 quando dice di prendere atto dell'intenzione del Comune di Vittorio Veneto di procedere all'acquisto del Teatro Lorenzo da Ponte per un valore complessivo di euro 2.449.000. Perché questo ancora non è avvenuto, quindi noi non possiamo votare che prendiamo atto dell'intenzione. No, allora l'intenzione deve manifestarla il Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale questa sera ancora non ha manifestato l'intenzione né di acquistare il teatro né a quanto acquistarlo. Mi sembra che questo sia evidente a tutti. Che dopo sia probabile che succederà è un altro discorso, ma in questo momento io ritengo che questo punto non corrisponde ai fatti. E per questo che secondo me questo non è votabile così. Poi, è giusto o sbagliato? È giusto. Mi pare giusto. Vuole rispondere, dottor Sarri vuole rispondere subito o aspettiamo l'intervento del consigliere De Antoni? Consigliere De Antoni, che è così. No, sì, ma il mio era solo una precisazione rispetto a quello che ha detto il dottor Sarri, cioè io non sono contro quello che avete scritto nella delibera, dico solo non agli uffici ma all'amministrazione. Da maggio sai che che vuoi comprare questo teatro e sai che il problema della gestione è un problema importante, soprattutto adesso che deve essere un'attività considerata come un'attività commerciale. In questi mesi ti sei interessato di capire come questa cosa possa effettivamente avvenire? Oppure tanto lo compriamo e poi vedremo. A me sembrava che la gestione del teatro, tenuto conto anche di quello che c'è scritto nelle diverse relazioni, in cui tra l'altro c'è una differenza tra quello che scrive l'ufficio finanziario e quello che dice l'ufficio infrastrutture, ma ritengo che siano più giuste le cifre che scrive l'ufficio finanziario. Le spese negli ultimi anni per la gestione del teatro sono state, l'ultima che ricordo a memoria, del 2022, circa 150-160 mila euro. No? Quindi questa gestione non è una cosa così semplice. Ok, rendiamo la gestione commerciale, però forse fare delle proposte, approfondire qualche tema, studiare qualche meccanismo, forse sarà stato fatto. Se è stato fatto sicuramente il sindaco o l'assessore me lo spiegherà. Quindi niente da dire sulla delibera per questo tema, ma diciamo, chiedo se qualche approfondimento è già stato fatto. Consigliere Tonon. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Leggendo la delibera, quella di giunta, la numero 179, che in qualche modo dà l'avvio al processo per cui si ritiene che l'IVA sia una partita di giro di fatto, giusto per farci capire. Mi è venuto in mente una cosa, si parla di biglietti, abbonamenti, uso temporaneo dei locali, sponsorizzazioni, contributi di terzi, quello che avviene anche per i musei di fatto. Allora la domanda, anche lì si può fare, nel senso anche lì se c'è qualche lavoro lo facciamo esente IVA. Domanda, è già stato fatto così o no? E se non è stato fatto perché? Punto di domanda. E l'altra che mi preme di più per evitare che qualsiasi amministrazione che dovesse trovarsi a succedere a quella in corso, volevo chiedere, è stato fatto un interpello prima per capire se questa presa di posizione dell'amministrazione è suffragata sufficientemente e condivisa soprattutto da chi eventualmente poi dovesse fare dei controlli. E prima di questa presumo che il collegio dei revisori abbia dato il proprio assenso. Grazie. Grazie consigliere. Se vuole rispondere, dottor Sarri, prego.
Allora, prendo atto dell'intervento del consigliere De Nardi, mi pare che non c'erano ulteriori richieste, passo quindi alla richiesta del consigliere Baliana. Per quanto riguarda la rigidità delle spese, intendo sostanzialmente quelle spese che non sono per loro natura comprimibili e quindi obbligatorie. Mi riferisco in particolare alle spese di personale, ai contratti di mutuo, e quindi tutte le spese di rimborso delle rate di mutue, tutte quelle spese derivanti da contratti pluriennali, quindi quelle spese generalmente sono derivanti da contratti di servizio a durata pluriennale, quindi potrebbero essere ad esempio i contratti pluriennali di pulizia piuttosto che il trasporto scolastico o quant'altro. Quindi tutte quelle spese che per loro natura non possono essere compresse perché in quanto di fatto già impegnate nel triennio. Rimangono tutte quelle spese non ricorrenti e quindi delle quali l'amministrazione può o meno non prevederle a bilancio, insomma, ecco, queste sono le spese non ricorrenti e non rigide sostanzialmente, questo è. Fra tutte mi vengono in mente i contributi economici, ad esempio. Tutte le piccole manutenzioni non suffragate da contratti, ad esempio, insomma. Quindi questo sono esempi di spese non rigide di fatto, quindi che di fatto c'è un margine discrezionale, no? Questa è la difficoltà delle spese rigide. Consigliere Dus, è competenza del Consiglio la variazione del DUP, l'abbiamo inserita in questa delibera proprio perché nel DUP c'è nella sezione, tra l'altro si varia solo la sezione operativa del DUP nella parte dedicata all'indebitamento. C'è una piccola paginetta nel DUP dove si dedica all'indebitamento, viene aggiornata la sezione dell'indebitamento. Tutto qua, niente di che, è una prassi tra l'altro consolidata anche in diversi comuni. Sul prima e dopo del consigliere De Bastiani ho dato la mia spiegazione che mi pare forse esaustiva. Sul lessico adottato dalla delibera lascio al Consiglio Comunale in quanto non è un intervento di carattere tecnico, quindi rimando al Consiglio Comunale. Consigliere De Antoni mi sembrava non mi richiedesse niente di tecnico. Il consigliere Tonon sì. La gestione di museo è una gestione commerciale, abbiamo un registro IVA dove gestione dei servizi, dove appunto registriamo gli incassi dei musei e detraiamo l'IVA sulle spese. Non è stato fatto alcun interpello sul specifico caso del teatro, insomma, ecco, perché non ne abbiamo ritenuto opportuno, insomma, ecco. Grazie. Prego, Sindaco. Sì, volevo fare un'aggiunta in conseguenza delle domande poste dal consigliere De Antoni. Sì, la gestione di questo tipo commerciale è stata profondamente analizzata e in conseguenza del fatto che c'era stato imposto un'acquisizione con IVA e quindi ci siamo presi quel margine di tempo necessario per approfondire il tema e questa è stata la conclusione. I nostri uffici hanno avuto modo anche di creare degli scenari, studiare quelle che possono essere le implicazioni di questo tipo di gestione senza rilevare particolari criticità. Se lei volesse delle specifiche, abbiamo qua in consiglio questa sera anche la dottoressa Paola Costalunga che in prima persona ha analizzato un pochettino le conseguenze di questo tipo di gestione, quindi potrebbe anche sentire dalla sua viva voce le considerazioni che ne sono derivate, ma comunque nessuna criticità particolare si è palesata. Possiamo chiamare la dottoressa se vuole precisare.
O no? Sì? No? Boh, basta. Vice Sindaco Posocco, prego. Sì. Un'ulteriore precisazione che però va sottolineata è che la sottoscrizione di questo tipo di mutuo è vincolata a una perizia di stima dell'Agenzia delle Entrate, poi sarà oggetto di discussione nel prossimo punto. Non abbiamo fatto la perizia dell'Agenzia delle Entrate perché sapevamo che c'era questo tipo di mutuo, però per accedere a questo mutuo col credito sportivo è necessario avere una perizia dell'Agenzia delle Entrate, questo mi premeva sottolinearlo. Quanto all'osservazione del consigliere Dus sull'attenzione agli impianti sportivi, si sa che con le piscine, come assessore dello sport, mi dispiace lo stato di quell'impianto, adesso vediamo se finalmente ci finanziano la terza richiesta di contributo, le altre due sono andate, i soldi sono andati quasi tutti a progetti delle zone più svantaggiate del sud Italia, adesso un po' hanno cambiato il modo di assegnare i fondi, quindi speriamo che finalmente riusciamo ad avere un po' di essere assegnatari di soldi. E quanto al palazzetto dello sport, vi ricordo che ci sarà un nuovo palazzetto dello sport in città, per cui noi abbiamo contribuito con 500.000 euro con la variazione di bilancio fatta, non mi ricordo, sì, la nuova palestra è una palestra con i posti, con un nuovo palazzetto dello sport. Grazie. Altre prenotazioni? Altrimenti passiamo, ecco qua, consigliere Denardi, prego. Grazie Presidente. Io vorrei tornare sul tema del... Oh, scusi. No, si riprenota perché qua, scusi. Okay. Grazie. Io volevo continuare con l'argomento che ha introdotto il collega Dus e che ha appena citato il vice sindaco e in particolare quello relativo all'impianto sportivo delle piscine. Mi spiace contraddire il mio capogruppo, ma non serviva fare un mutuo per le piscine. Capogruppo. Ricorda meglio di me, capogruppo, i miei due colleghi a destra e a sinistra, che l'amministrazione Tonon aveva messo a disposizione soldi freschi, come si dice in gergo, per i lavori alle piscine, quindi non sarebbe stato necessario nessun mutuo per farli. Invece l'amministrazione Miatto ha deciso che quei soldi dovevano essere utilizzati in altro modo. E ora facciamo le lacrime di coccodrillo dicendo che per 2 volte Roma cattiva ha dato i soldi al sud invece di darli a noi, ma i lavori li avessimo fatti quando aveva previsto l'amministrazione Tonon, li avremmo fatti spendendo anche qualcosina di meno. Quindi magari non sarebbe neanche stato necessario fare il mutuo. Poi magari adesso possiamo decidere di fare lavori ancora più importanti, invece di fare X facciamo X più Y più Z, e questo è un altro discorso, però almeno una parte si sarebbe potuto fare direttamente ancora qualche anno fa e non avremmo la piscina nelle condizioni esatte in cui è adesso. Volevo solo fare un inciso, ho apprezzato la comunicazione dell'assessore Caldart di prima, mi permetto però, e non è la prima volta purtroppo che la devo fare, di ricordare che questo Consiglio Comunale aveva votato la partecipazione alla campagna posto occupato, che fino a quando non c'è stato il Covid, il segno del posto occupato, che ricordo rappresenta tutte le donne che sono state uccise e che quindi potevano essere in un luogo in quel momento, in un consiglio comunale, in un'università, in una scuola, in un posto di lavoro, in tanti altri luoghi dove la campagna posto occupato segna fisicamente l'assenza.
Questo ovviamente tutti quanti abbiamo concordato che, avendo la necessità logistica di spostare i consiglieri nel periodo del Covid, nulla questio, ma siamo rimessi nelle postazioni originali da ormai 1 anno e mezzo, credo, quantomeno, se non anche di più, eppure, ribadisco, non è la prima volta che lo dico e credo che il consigliere Pagotto se lo ricordi bene, visto che fa anche parte della Commissione Pari Opportunità. Miracolosamente però il segno del posto occupato, cioè ribadisco di tutte le donne vittime di femminicidio, in questo Consiglio Comunale non è ancora ricomparso. Io spero che l'assessore Caldart e il consigliere Pagotto riescano a convincere chi di dovere a ripristinare questa cosa, perché tutti bravi a parlare e applaudire quando si parla di violenza di genere, però insomma ricordiamoci anche che i segni sono importanti, i segni rappresentano qualcosa che va molto spesso oltre il segno in sé, ma che deve ricordare a tutti noi, alle nostre coscienze, cosa succede mediamente purtroppo una volta ogni 3 giorni nel nostro Paese. Grazie. Sindaco, prego. Volevo farmi aiutare dal mio assessore del bilancio che mi conforti su quello che ricordo. L'amministrazione Tonon aveva messo nel suo bilancio 500.000 euro per le piscine, dei quali 250.000 soldi esistenti, 250.000 da alienazioni che non sono mai avvenute. Quindi non so come sarebbero stati possibili fare anche qui i ridotti lavori previsti di controventatura e di cambio di vetri con 250.000 euro. Era un tentativo di poter finanziare quell'opera, ancorché ridotta, ma di fatto non c'era la copertura. Confermi? Ci sono altre prenotazioni, altrimenti passo. Consigliere Bagliana. Sì, solo per rimarcare quanto detto prima. Quindi io ho capito bene rispetto alla valutazione che ha fatto il dottor Sarri nella relazione e legata all'accensione di questo mutuo. Io vorrei dire ai cittadini di Vittorio Veneto che con l'accensione di questo mutuo le spese correnti per i prossimi anni, cioè il 2024 e poi per gli anni a seguire, dovranno essere ridotte al massimo e quindi mi sembra che sia una valutazione alquanto pesante da affrontare per le prossime amministrazioni. E questo è preoccupante dal mio punto di vista, perché stiamo parlando, oltre che i contributi alle associazioni, che passi, perché adesso questa volta se ne sono dati tantissimi contributi alle associazioni, continuiamo a darne perché fanno tantissime cose, quindi sono a rischio contributi alle associazioni e sono a rischio addirittura le manutenzioni ordinarie degli edifici. Quindi siamo in queste condizioni perché questo sta dicendo il dottor Sarri e lo ha ribadito adesso nella sua dichiarazione. Quindi io sono fortemente preoccupata rispetto a questo. Cioè il Comune ha capacità di indebitamento, però deve assolutamente stare attento alla questione delle spese correnti. Ecco, mi premeva sottolineare questo fatto. Grazie. Vice Sindaco, prego. Sì, rispondo subito perché non vorrei che poi vadano fuori voci non sbagliate. Allora, c'è un problema di spesa corrente, ho detto. Ricordo che nel 2025 non ci sono più i derivati. Allora la gestione è oculata delle spese. In questi anni abbiamo fatto molto per le associazioni, abbiamo cercato di fare il meglio e abbiamo gestito la spesa corrente nel miglior modo. Nel bilancio di previsione metteremo i soldi per garantire le piccole manutenzioni, per garantire tutta la vita della comunità. Non è che il mutuo, se vede la rata di questo mutuo, sono 105.000 euro, a me fa più spavento se le devo dire tutti i tagli da parte
dello Stato sulla legge di bilancio che i 105.000 euro di Roma. Ecco, quindi da questo punto di vista io direi di star tranquilla, la gestione c'è, ma sappiamo che c'è questo problema qua, però abbiamo fatto anche una scelta che faremo penso tutti insieme, abbiamo finalmente un teatro. Ecco. Grazie, grazie. Vice Sindaco, consigliere Tonon, prego. Grazie. Io non sono in grado di smentire quello che ha detto il Sindaco perché confesso che dopo 5 anni non mi ricordo se fossero tutti o meno a disposizione. A me pare di ricordare che fossero tutti, però ripeto, alzo le mani. Però fossero anche solo 250, caro Sindaco, ne avrebbe cambiate di caldaie, eh? Di caldaie ne avrebbe cambiate a Iosa. E poi ricordo un'altra cosa, che appena arrivate avete aumentato di gran lunga rispetto a prima l'IMU, un incasso di oltre 1,5 milioni all'anno. E quindi se per coprire quei 250.000 ne avevate risorse, avete scelto di fare altro. Avete scelto di fare altro, legittimamente, perché ogni amministrazione sceglie quello che deve fare. Però obiettivamente, come ha detto la mia collega, sentire essere i pianti greci del vice sindaco, poretti noi, colpa non so adesso di quale governo, perché se ne ha alternati abbastanza, adesso è colpa anche di questo, va bene, non abbiamo i soldi, non ci hanno finanziato. Il Comune si è autofinanziato da solo in tutti questi anni. Cioè, sono circa 9 milioni in un mandato, in più rispetto alla precedente amministrazione. Punto. Tutto qua. I numeri parlano chiaro. Allora sarò ancora più preciso. 250.000 per le piscine da denaro esistente e 250 da alienazioni che non sono mai avvenute. Gli altri 250.000 che la sua amministrazione aveva sono stati associati ad altri 250.000 da alienazioni per i campi da rugby. Sistema perfetto per non fare né una cosa né l'altra. L'operazione che abbiamo provato a fare noi era quella di prendere i 500.000 reali dalle due voci e provare a cofinanziare un tentativo di grosso finanziamento, perché le piscine non hanno bisogno di mezzo milione, hanno bisogno di milioni per essere messe a posto. Quindi la nostra scelta è stata quella di provare i finanziamenti. Stiamo tentando per la terza volta di averne di consistenti, perché come lei sa benissimo le piscine sono antiche e hanno bisogno di tanti soldi, non di mezzo milione. Consigliere Dus. Sì, mi scusi Sindaco, ma io alla fine del suo mandato non ho visto né campi da rugby, né piscine, né altro. Alla fine del mandato Tonon ho visto quantomeno una pista d'atletica rinnovata. Ecco, no, adesso non so quanti, scusi Presidente, ci ha richiamati all'ordine perché il consigliere Sant'Antonio fa delle domande. Quante di Antoni? Quante può farne il Sindaco? Giustamente non lo so. Ecco, quindi voglio dire, come ha detto il consigliere Tonon, lei ha giustamente fatto le scelte che riteneva più opportune, come quella del sottopasso, dove sono stati investiti soldi importanti. L'amministrazione Tonon aveva fatto altre altrettanto, io ritengo, opportune. Bene, grazie. Non ci sono più altre prenotazioni, quindi passerei in dichiarazione di voto. Prego, dichiarazione di voto. Prego. Sì, a seguito di questo dibattito e soprattutto in correlazione al punto che verrà successivamente e al fatto che, come è stato sottolineato anche da altri consiglieri, esistono già delle cifre scritte nero su bianco che sono ancora da deliberare, il nostro voto sarà di astensione. Consigliere Bastiani. Sì, invece il nostro voto sarà contrario perché
torniamo a dire, nonostante che le spiegazioni del dottor Sarri le abbiamo capite, allora quantomeno secondo noi andava corretta la delibera, perché a tutt'oggi, in questo momento, nessuno ha espresso l'intenzione di acquistare il teatro Lorenzo da Ponte, a meno che io continui a non capire cose che vengono dette, però in questa seduta comunale a quest'ora nessuna intenzione di acquisto del teatro da Ponte e soprattutto per quel prezzo là è stata espressa. Quindi il nostro voto è contrario. Grazie. Consigliere? Bene, non vedo altre dichiarazioni di voto. Passiamo in votazione. Prego, votate. Allora la delibera è approvata con favorevoli 11, contrari 2, astenuti 4. Passiamo a votare l'immediata eseguibilità. Votate. La delibera è immediatamente eseguibile con favorevoli 11, contrari 2, astenuti 4. Passiamo al prossimo punto dell'ordine del giorno, ovvero acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune di Vittorio Veneto del Teatro Lorenzo da Ponte. Lascio la parola al Sindaco Miatto per l'esposizione della proposta di delibera. Prego, Sindaco. Sì, mi sembra doveroso introdurre l'argomento, perché è un argomento che la mia amministrazione e io personalmente riteniamo importante. L'acquisizione di questo bene alla città è uno dei passaggi che riteniamo essere storici nella dotazione di dotare la città appunto di una struttura di questo tipo. La vicenda di quell'immobile è molto lunga, era un cinema, il famoso cinema Rossini, che a un certo punto nel 99 divenne una struttura ormai non sufficientemente utilizzata per poter mantenersi come tale, e avemmo la fortuna che quel cinema fu acquisito da Civibus, che era una società strumentale di Fondazione Cassamarca, che lo acquisì, avevo anche trovato il dato, a 1 milione, ovvero 826.331 euro più IVA al 20%. Ci fu la ristrutturazione, che risultò essere molto onerosa, perché la ristrutturazione comportò la spesa di circa 10 milioni di euro e di 1 milione di euro che fu assorbito dal restauro della Loggia dei Grani e di Piazza Minucci, Piazza del Grano. E quindi il teatro poi fu inaugurato nel 2002 e gestito direttamente da Fondazione tramite un'altra società strumentale, il Teatri SPA. Nel 2011 soltanto fu dato in gestione al Comune. Come gestione del Comune la Fondazione fu molto morigerata nel richiedere contributi, addirittura, adesso non ricordo bene, il consigliere Tonon, durante la sua amministrazione addirittura era anche gratuito o molto vicino alla gratuità, una cosa del genere. Ecco, sì. Con l'avvento della nostra amministrazione invece ci fu richiesto un contributo che non era esattamente un affitto, ma un contributo spese
che doveva essere di almeno 50.000 euro l'anno. Sempre generosamente Fondazione accettò anche una cifra inferiore che fu poi alla fine di 24.000 euro l'anno. Però sempre con la clausola che non per sempre sarebbe continuata questa formula di ristoro, diciamo così, che veniva utilizzata. Anzi, c'era stato già chiarito all'epoca che Fondazione, dovendo rispondere in questo suo periodo di risanamento di qualche problema finanziario che aveva in pancia, doveva aggirarsi sul 5 fino al 6% del valore dell'immobile per soddisfare le richieste del Ministero che sovrintende appunto la gestione delle fondazioni. Comunque siamo riusciti ad andare avanti con quei 24.000 finché è arrivata da Fondazione, e mi dicono anche su pregresse richieste di trattativa da parte di chi mi ha preceduto, di cessione di questo bene qua. Cessione che appunto aveva posto la cifra di 2,5 milioni, sempre a beneficio del territorio, cioè un'attività storicamente espressa da Fondazione Casamarca, cioè quella di intervenire a beneficio del territorio, con una perdita contabile di circa 8 milioni di euro, perché portava da più di 10 milioni che era cespite quel bene a 2,5 milioni. Sono intervenute diverse interlocuzioni, la storia poi la sapete, avevo comunicato in questo Consiglio Comunale questa offerta, un pochettino ci aveva innamorati tutti quanti perché effettivamente è una struttura alla quale noi vittoriesi teniamo in modo particolare. E sulla base di quanto ho sentito quella sera in Consiglio Comunale, le interlocuzioni sono continuate, si sono strutturate, alla fin fine raggiunta la certezza della bontà dell'operazione, approfondendo un pochettino la documentazione necessaria per il passaggio di proprietà, si sono appalesati anche dei problemi urbanistici che hanno indotto i nostri uffici a rivangare un ventennio di documenti paragonandolo alla successione delle norme che li governavano e arrivando fortunatamente a una soluzione che ci ha portati alla possibilità oggi reale, con il passaggio precedente economico-finanziario e con la soluzione di quella mezza impossibilità, cioè quella agibilità parziale, no? Che storicamente era stata definita così, l'agibilità di quell'immobile. Oggi possiamo finalmente passare alla decisione, non l'intenzione, la decisione di acquisire quel bene. E ci rivolgiamo naturalmente al Consiglio Comunale per sentire i vostri pareri. Grazie Sindaco. Apriamo la discussione. Prego. Prenotazioni, prego. Passiamo in dichiarazione di voto. Ok. Consigliere Tonon. Sì, grazie. Questo è l'inserto culturale del Sole 24 Ore di domenica scorsa. È da oltre 40 anni che esce e solo nell'ultimo numero, a pagina 3, nel senso che è un articolo che comincia a pagina 1 l'Elzeviro, è citato Lorenzo da Ponte, anzi parla di una sfida ai due birbanti di Mozart e da Ponte. Poi andando avanti, a pagina, quella ovviamente sulla musea, quella che guardo di più, eccolo qua, parla, così il bel canto fece impazzire gli Stati Uniti.
alla presentazione di un libro, l'opera italiana nel mondo, e ovviamente di chi è che parla? L'opera, per il Da Ponte, il più nobile e più allettevole di quanti spettacoli l'ingegno umano ha inventato, eccetera. Questo per dire che molto spesso il nostro buon Da Ponte è riconosciuto più fuori di Vittorio che a Vittorio, questo lo sappiamo, tant'è vero che la riscoperta non è cominciata a Vittorio Veneto, però diciamo che poi in vari anni anche la città, diciamo, ha fatto la sua parte. Ma perché ho cominciato citando questo? Perché domenica è l'inserto culturale del Sole 24 Ore, cioè non è né Paese Sera né il Secolo d'Italia, tanto per essere chiari, è il giornale Confindustriale, e è il giornale che si fece fra gli altri promotore del famoso manifesto Con la cultura si mangia, avversando quella che era stata la tesi attribuita all'allora ministro di Forza Italia Giulio Tremonti, che con la cultura non si mangiava. Questo lo dico perché sono profondamente convinto che indipendentemente, meglio, è auspicio di tutti che un investimento culturale possa anche avere un risvolto economico. Molto spesso non è così, ma l'investimento più profondo è quello nei confronti dei propri cittadini e anche di quelli che possono frequentare, in questo caso si parla del teatro o altri luoghi di cultura nei nostri paesi. Solo che ovviamente un investimento, per essere tale, come dovrebbe fare il buon padre di famiglia, deve essere il più oculato possibile. In questo caso abbiamo due perizie, è esplicitato in maniera molto chiara anche dalla relazione della dirigente di settore, e poi si opta, meglio, la proposta di questa sera, nella delibera di questa sera, è di optare per la seconda. Erroneamente, lo dico perché la cosa mi ha sempre colpito, erroneamente anche nella stampa si parla sempre di 1,5 milioni o 2,5 milioni. Non è così, non è così, perché mentre la perizia commissionata dal Comune all'ingegner Pelliciari parla 1,5 milioni IVA compresa, la seconda perizia 2.449.000 dell'Agenzia delle Entrate non parla di IVA. Quindi la prima in realtà ha un imponibile, visto che l'IVA si può, in base a quanto ho detto precedentemente, vabbè, col sistema del reverse charge praticamente non si paga. La prima parla di 1.230.000 euro scarsi, la seconda 2.449, quindi la differenza è davvero quasi il doppio. Per pochi euro non è il doppio. Quello che mi ha lasciato perplesso, e credo di non fare atto di lesa maestà parlando della perizia dell'Agenzia delle Entrate, perché in commissione, credo fosse la terza volta in 4 anni e mezzo di mandato, era presente l'assessore Antiga, ci ha degnato della sua presenza, ha detto ma questa è dell'Agenzia delle Entrate, quindi è quella che fa testo. Beh, con tutto il rispetto, non sono le tavole della legge, è una perizia, anzi lo dice anche, l'estimo non è una scienza esatta, quindi con tutto il rispetto neanche la perizia dell'Agenzia delle Entrate si può considerare come il verbo, tant'è vero che anche questa, come quella di Pelliciari, è un po' claudicante. Ma parlerei di quella dell'Agenzia delle Entrate, perché la prima non viene proprio considerata, anzi mi ha sorpreso, e l'ho detto ieri, perché nella relazione a pagina 5 c'è scritto: la perizia predisposta dall'ingegner Pelliciari aveva lo scopo di avviare una trattativa con la proprietà. Ora, confesso che
come si dice, sono al piveccio qua dentro da un punto di vista della frequentazione. È la prima volta che leggo una frase del genere. Cioè non ho mai sentito che si dia un incarico di una perizia per avviare una trattativa. Poi non so, fuori del comune di Vittorio, perché non ho conoscenza, ma per me è la prima volta. Ma perché lo dico? Perché la delibera, spero di trovarla, la delibera, se non ricordo male, cita anche eccola qua. La delibera proposta questa sera cita a pagina 2, alla fine di pagina 2, dato atto che in propria deliberazione il Consiglio Comunale numero 14 del 27 aprile 2022 è stato espresso come atto indirizzo, eccetera, dando mandato all'amministrazione comunale e ai competenti uffici di verificare la congruità del prezzo, non di avviare una trattativa, di verificare la congruità del prezzo. Ora, o si cancella quello che c'è scritto qua, o chiedo al vice sindaco, visto che è lui il responsabile degli affari legali, è normale questo? O costituisce qualche problema? Il fatto che in una determina si dica che si chiede la congruità, poi in una relazione si dice no, ma l'abbiamo fatta per parlare, per avviare una trattativa. È normale o no? Perché abbiamo evidentemente atti che dicono cose diverse. Sono tutti e due atti questi, Sì, non è una chiacchierata al bar. Vado avanti. Sì, facciamo il prossimo. O se vuole continuare, continui pure. Salto quello, ho ancora a te 5 minuti, 3 minuti, 5. 4 e mezzo, grazie. In 4 finisco. Poi non faccio il commercialista, per cui non me ne intendo, ma io ho l'impressione, sindaco, che in realtà anche a me, allora, con me non è mai stata avviata una trattativa. A me è arrivato, credo, nel 18, l'ingegnere, non mi ricordo più il nome, che lavora all'agenzia di entrate, sindaco, te fa un regalo, te regalo da ponte. Ah, però, grazie, mi basta 8 milioni. Ah, vabbè, grazie. Gli ho offerto il caffè e ci siamo salutati. Io mai avviato nessuna trattativa, ci mancherebbe con quelle cifre, però se è vero, come ha detto lei, e nessuno può dubitare che la spesa sia stata grosso modo di 11 milioni e mezzo, fra acquisto, ristrutturazione, eccetera, essendo a carico di una SPA, perché c'era la Civibus, da quel che so io, i beni sono ammortizzabili, 3% l'anno, 3% della spesa. Allora, il 3% l'anno cumulato per 20 anni, perché sono 21, ma facciamo 20, porta un valore di 4 milioni e 6, no di 10 milioni a bilancio e poi 8 li hanno tolti. Anche perché, fra l'altro, l'ammortamento viene fatto perché si mantiene l'immobile. Ma gli ultimi 10 anni l'abbiamo mantenuto noi vittoriesi l'immobile? No, la Cassamarca. No, la Cassamarca l'abbiamo mantenuto noi l'immobile. Le spese, con l'amministrazione, quando c'era io sindaco, l'abbiamo mantenuto noi. Quando c'era da re, idem. Quando c'era il dottor Mie, idem. I vittoriesi l'hanno mantenuto, giusto? E quindi non ci regalano 8 milioni, punto. Poi, che sia un regalo, ma parlerà qualcun altro, o che sia un compito della fondazione, boh, lo dirà qualcun altro. Mi preme una domanda. Qui c'è scritto che non è, a pagina 4 della delibera, che non è più possibile proseguire con la gestione coordinata sinora effettuata. Io chiedo perché è scritta sta roba, cioè perché non è più possibile. E di conseguenza, fra l'altro, quello che ho appena detto, considerato che in tutti gli anni di gestione coordinata, cioè in questi 11-12 anni, il Comune di Vittorio Veneto ha investito notevoli risorse nella manutenzione del bene, conservandone l'efficienza e la fruibilità. Sì, ma questo non viene riconosciuto nella perizia. Questo non viene riconosciuto nella perizia. Questi sono soldi che il Comune ha speso nel teatro, in nome e per conto del proprietario, cioè della Cassamarca, e questo non viene riconosciuto. Per cui io riconosco lo sforzo
della Fondazione Cassamarca, ma non è sufficiente rispetto a quelle che sono le aspettative di una città, rispetto a quelli che sono gli investimenti che una città ha fatto. Perché se vogliamo solo parlare di soldi, visto che è una fondazione bancaria, noi a Vittoria ci ha messo un sacco di soldi là, l'abbiamo mantenuto, l'abbiamo fatto vivere, cosa che negli ultimi 10 anni era stato abbandonato dalla fondazione proprietaria. Per cui ho l'impressione che ci sia qualche problema sull'accettare la perizia più onerosa. Come ho detto prima, perché gli investimenti si fanno con lo spirito del buon padre di famiglia, cioè a fronte di una valutazione così diversa o c'è, come dire, una spiegazione sul perché una è così diversa dall'altro oppure qualche dubbio sorge. Fra l'altro, nella perizia dell'Agenzia delle Entrate non si considerano, qualcuno penso che poi approfondirà il tema, non si considerano alcune cose. Allora, viene dato all'inizio, pagina 3, ai fini della presente stima si evidenzia che si è ipotizzata la piena ed esclusiva proprietà del cespite in capo agli intestatari del bene, nonché l'assenza su di esso, se non espressamente indicati nella presente perizia, di ulteriori vincoli, pesi, vizi e servitù attive e passive e quant'altro possa pregiudicare e o influenzare la valutazione stessa dell'immobile. Allora, in commissione l'assessore Antiga si è premurato di dirci che sono state fornite delle carte colorate addirittura per individuare esattamente, all'Agenzia delle Entrate, per individuare esattamente l'immobile. Ma non viene esplicitato, cosa che invece la vituperata perizia del Pellicciari fa, che una parte degli impianti essenziali, ripeto, essenziali, ma non per il funzionamento, per l'apertura delle porte di fatto del teatro, sono su sedime di proprietà comunale concesso in convenzione alla Civibus, allora e poi ovviamente alle società che si sono succedute, se non ricordo male fino al 2030. Cosa significa? Che se nel 2030 scade la convenzione, non viene rinnovata, il teatro si trova senza impianto della cabina elettrica, senza le pompe per l'antincendio, se non ricordo male, senza una parte di camerini, eccetera, eccetera. In sostanza bisogna chiuderlo, diventa solo un peso. Questo, in questa bella perizia, non viene evidenziato, non si parla di quello che è in convenzione e quindi questo, mi chiedo, non ha un valore. Il teatro può stare aperto solo perché il Comune ha permesso allora alla Fondazione Cassamarca di fare gli impianti sul terreno di proprietà comunale. Sul luogo ha fatto bene ovviamente, perché era bene che andasse a... Ho finito. Concluda. Concludo con l'ultima annotazione riguardante quella che è il desiderio, ahimè, se devo essere molto franco, cassato da questa procedura pasticciata, diciamo così, per cui il desiderio di avere in città un teatro di proprietà comunale viene inficiato da questa procedura non lineare. Un'unica annotazione: è bello avere il teatro, ma c'è già. A Conegliano non ha un teatro di proprietà, ma non hanno fatto ne... Grazie. Consigliere De Antoni. Ok. Acquistare il teatro per la propria città è un atto di grande importanza e dovrebbe essere una festa per tutto il Consiglio Comunale e per tutta la città. Il Sindaco l'ha definito un passaggio storico. Secondo me è una grande festa e una grande soddisfazione. Però questa trattativa con Cassamarca lascia in bocca molta amarezza. È umiliante per il Sindaco, ma anche per tutti noi consiglieri comunali e per tutti i cittadini di Vittorio Veneto, dover accettare le imposizioni di Cassamarca. Il prezzo è stato imposto da Cassamarca. Ci minacciano di chiedere i danni se non chiudiamo la trattativa al più presto.
Addirittura ci impongono il nome del notaio, una cosa mai vista da parte mia in tanti anni di lavoro. È sempre il compratore che sceglie il notaio e lo paga. Anche il Comune comunque ha fatto la sua parte per rendere un po' confusa, inaccettabile e, secondo me, al limite della legalità la procedura seguita. Ne stiamo parlando da oltre un anno e mezzo. È stata fatta una prima perizia da un tecnico di fiducia del Comune, una perizia redatta con grande scrupolo e attenzione da parte di un professionista preparato e molto competente, a detta di tutti, che ha eseguito un approfondito sopralluogo valutando strutture e impianti. Qualche mese dopo viene affidata un'altra perizia all'Agenzia delle Entrate con l'unica motivazione che il valore di stima della prima perizia non è stato ritenuto congruo dal venditore. Allora, se la decisione sul valore dell'immobile era già stato stabilito in modo irrevocabile da Cassa Marca, si poteva anche risparmiare almeno i soldi delle perizie. Io non so che cosa possa pensare la Corte dei Conti di un'amministrazione che, dovendo comprare un bene ed avendo 2 perizie, sceglie di acquistare il bene per l'importo più elevato, solo perché il valore della prima perizia non è stato accolto dal venditore, pur riconoscendo la posizione super partes di Agenzia delle Entrate. Ma anche prendendo per buona la seconda perizia, quella dell'Agenzia delle Entrate, ed esaminandola nel dettaglio, abbiamo evidenziato nella stessa alcune incongruità o dimenticanze. Forse non sono stati informati di tutto. Senza voler pretendere di avere ragione a tutti i costi, ancora il 14 maggio, come le ho detto in commissione, le abbiamo scritto al signor Sindaco, con spirito collaborativo abbiamo scritto. Il nostro obiettivo era ed è sempre quello di acquistare il Teatro da Ponte. Dicevo che abbiamo scritto al Sindaco una PEC, chiedendogli di sottoporre con urgenza le nostre osservazioni sulla perizia al tecnico dell'Agenzia delle Entrate. Il 14 maggio nessun riscontro da parte sua, che però nel frattempo immediatamente ha inviato la nostra richiesta all'Agenzia delle Entrate, ottenendo una risposta dopo solo 36 ore, proprio contato le ore, della mia PEC, della nostra PEC e della risposta del funzionario. Noi siamo venuti a conoscenza di questa risposta solo lunedì scorso, quando abbiamo letto la perizia dell'ingegner Curti e abbiamo visto che citava una mail dell'Agenzia delle Entrate. Abbiamo fatto un accesso agli atti e abbiamo qui la lettera. Le precisazioni del tecnico dell'Agenzia, in risposta alla nostra richiesta, a mio avviso non sembrano tutte condivisibili. Abbiamo sottoposto le nostre richieste di chiarimento al Sindaco e all'ingegnere responsabile Curti nella riunione di commissione di martedì, senza avere alcuna risposta. L'ingegnere mi aveva detto, non riesco qui a vedere tutte le carte, comunque approfondisco e poi le so dire. Aspettavo una chiamata, ma fino adesso non ho avuto nessuna chiamata. Ma io mi chiedo cosa possiamo fare? Non vogliamo e non possiamo rinunciare al teatro. Allora un'ipotesi ci potrebbe essere. Chiediamo alla Cassa Marca, con un voto unanime del Consiglio questa sera, di rivedere la sua richiesta, tenendo conto che nella seconda perizia, quella appunto dell'Agenzia delle Entrate, l'importo viene fissato in 2.449.000, ma nel fare questo non si è tenuto conto di alcuni aspetti e di alcune carenze del teatro che portano il valore dell'attuale struttura a meno di 2 milioni. Allora, qualcosa ha già accennato il consigliere Tonon. Una parte degli impianti sono tanto loro parlano, ma tanto poi votano loro stesso. Una parte degli impianti sono realizzati sulla proprietà del Comune. La stessa ingegner Curti nella relazione che fa alla relazione sulla congruità del prezzo dice che una volta che parla delle spese di manutenzione e dice che oltre alle spese di manutenzione storiche che ogni anno si sono pagate ci saranno anche circa 355.000 euro a carico dell'amministrazione per sanare le situazioni di irregolarità degli impianti, per sanare la parte delle murature che l'ingegnere Pellicciari ha rilevato come da risanare e per mettere a norma e per rendere più funzionali altri impianti. La cifra esatta è 355.000 euro. 355.000 più l'ingegnere Pellicciari ha valutato il fatto che
il fabbricato teatro, alcuni impianti del teatro fossero realizzati su proprietà altrui, in questo caso del comune, poteva determinare una riduzione di valore di circa il 30%, forse tanto, forse poco, non so, ma sono circa 300-400 mila euro. Allora, è possibile che dobbiamo accettare supini le prepotenze di Cassamarca, o non possiamo con un voto unanime del Consiglio oggi dire che la perizia, anche quella dell'Agenzia delle Entrate che è più alta, non tiene conto di alcuni aspetti che noi riteniamo essenziali. Chiediamo al Sindaco, per esempio, forte del nostro mandato, del nostro impegno, ad acquistare ad un prezzo che potremmo definire, di acquistare il teatro a un prezzo inferiore comunque a quello definito dalla Cassamarca. Diamo mandato al Sindaco di portare questa nostra proposta all'attenzione di Cassamarca o del suo Presidente, e lunedì c'è il Consiglio Comunale, possiamo deliberare una volta che il valore di stima del fabbricato e quindi il valore della compravendita viene ridotto in maniera tale da tenere conto di tutte le incongruenze e le mancanze che ci sono nella perizia dell'Agenzia delle Entrate. Mancanze dovute probabilmente un po' alla fretta, un po' al fatto che non tutte queste situazioni sono state indicate attentamente al tecnico dell'Agenzia delle Entrate. Io non c'ero, ma insomma la perizia è stata fatta, il sopralluogo è stato fatto abbastanza velocemente e forse, nonostante le planimetrie di colore diverso, non è stato evidenziato al perito che una parte non era di Cassamarca ma era del Comune. Grazie. Consigliere. Consigliere Varaschin. Buonasera a tutti, grazie Presidente. Scusate il ritardo della risposta, ma mi sono sentito tirato in ballo prima col discorso sugli impianti sportivi e ho dovuto andare a recuperare un po' di dati e sicuramente non sono neanche tutti. Allora, abbiamo speso, per quanto ho trovato io, 250.000 di contributo Covid per la gestione di impianti sportivi, 50.000 per i lavori in pista d'atletica, 70.000 per il beach volley, 10.000 per il calisthenic, 30.000 per attrezzature sportive in pista d'atletica, 500.000 per la palestra o palestra, come volete chiamare, indifferente, 60.000 per il progetto naturalmente, questo solo per impianti, inoltre 100.000 per il capannone che è utilizzato principalmente, quasi tutto per usi sportivi, e in più tutti i contributi per le tante manifestazioni sportive. Sono d'accordo anch'io che piscina, palazzetto meritano, diciamo, di essere sistemati, ma bisognava appunto che arrivasse un contributo di una certa rilevanza, da soli non ce la facciamo. Grazie. Grazie, consigliere Varaschin. Assessore Antiga, prego. Grazie Presidente e buonasera a tutti. Ne abbiamo anche discusso in Commissione rispetto alle due perizie, però ritorniamo sul tema perché vedo che non è stato forse mi sono spiegato male o qualcuno no. C'è, credo, una sostanziale differenza tra le due perizie perché l'ingegner Pellicciari, non ritrovando nel mercato un prezzo equiparabile o comunque che potesse essere di conforto, valuta il prezzo di inizio per valutare quell'immobile, il prezzo di vendita. Secondo me il peccato originale è là, non può essere diverso. È come dire che io vendo la mia macchina di 20 anni e chiedo 1.000 euro, giusto? E tu parti da 1.000 euro dicendo che ancora 20 anni e quindi non ti do niente. Forse non è proprio così. Perché se noi poi facciamo un ragionamento un po' al contrario, quindi prendiamo per buono quello che dice l'ingegner Pellicciari con tutte le sue buone visioni e togliamo 1 milione, ma partiamo da un conto di costruzione, che il costo di costruzione non è facile, ma è un po' più facile costruire, potremmo attestarci a 4.248.000 euro. Togliamo 1 milione, sono 3 milioni e 2. Quindi potremmo fare 18.000 consigli comunali per trovare il numero che vada bene a tutti. Io credo che questa perizia che è stata fatta dall'Agenzia delle Entrate
per quel che ne posso capire io, ma mi fermo perché sono proprio digiuno di queste cose, però mi sono preoccupato che al 28/2, quando ho fatto l'incontro, ci fosse insieme ai tecnici commerciali, comunali, ci fosse anche Edoardo Fainello, che ha rappresentato perfettamente a chi doveva fare la perizia come funzionava e come era attestato il teatro. Poi, quando abbiamo trasmesso la documentazione, tanto per non nascondere nulla al nuovo che stava facendo la perizia, ci siamo presi la briga anche di inviare la copia della stima dell'ingegnere Pellicciari, perché avesse anche contezza di qualcun altro cosa avesse detto. Quindi non è che abbiamo nascosto cose. Qual è la differenza, secondo me, consigliere? E le dico a cuore, che se un'offerta o una perizia dell'ingegnere Pellicciari si attestava sui 2 milioni di euro, magari senza pensarci più che tanto uno la può valutare anche congrua. Ma lei provi a immaginare, a fronte di 11 milioni di investimento nel 2002, può ridursi a 1,5 milioni, quando si va a fare il perito che va sul posto dice che nonostante, perdonate ma così devo fare, nonostante siano trascorsi 20 anni all'attualità del teatro, risulta ancora funzionale e in buone condizioni manutentive. Lo dichiara lui all'atto della visita dopo 20 anni. Quindi credo che il tema di questa sera è: compriamo o non compriamo il teatro? E se lo compriamo dobbiamo necessariamente metterci d'accordo, lo dovete votare ovviamente, però se posso, Pellicciari, da quel che ho capito io, ha fatto una perizia che secondo me è un peccato originale. Lo dobbiamo punire, per l'amor di Dio, ma c'è il peccato originale, perché non posso pensare che un bene di 11 milioni di euro, dopo 20 anni che si mantiene bene, valga zero. Credo non sia così. Quindi se partiamo dal presupposto che un costo di costruzione possa essere 4 milioni e 300 mila, siamo bravi, togliamo quanto ha detto Pellicciari, togliamo 1 milione, siamo a 3,2. Le faccio un'altra nota che gli dicevo l'altra volta. Abbiamo una nuova costruzione a San Daniele, un teatro più piccolo di noi, è costato 8 milioni e mezzo, 7 milioni e mezzo di immobile, 1 milione di impianti tecnologici. I numeri oggi per fare le opere sono importantissimi. Come possiamo pensare che il valore di un immobile del genere possa essere 1 milione e mezzo? Ci credete proprio? Grazie. Consigliere Dus. Sì, Assessore Antiga, la sua ricostruzione come sempre è stata molto esaustiva e conteneva molte informazioni, peccato però che poi le carte dicano qualcosa di completamente diverso. Le carte dicono: vista la posizione della parte venditrice, al fine di accertare se l'importo proposto fosse o meno da ritenersi congruo, si è ritenuto corretto acquisire un'ulteriore perizia, rivolgendosi a un ente, a ciò istituzionalmente competente, la cui imparzialità fosse riconosciuta da entrambe le parti. Pertanto, tutte le premesse che ha detto potrebbero anche esistere, peccato che qui c'è scritto un'altra cosa, cioè che si è presentata la perizia dell'ingegner Pellicciari alla proprietà. La proprietà ha detto: quel valore là a me non interessa, non mi va bene, e il comune ha deciso di far fare un'altra perizia. Ma io mi domando, ma se la proprietà ci avesse chiesto 5 milioni, avremmo fatto 10 perizie fino ad arrivare a 10 milioni? No, perché questo è quello che emerge dalle carte, questo è quello che viene scritto e questo è quello che viene votato, cioè non altro, questa cosa qui. Poi mi piace evidenziare anche una cosa, perché sono sempre molto critico e duro con l'assessore Fasan e colgo l'occasione invece per ringraziarlo perché ha finalmente sistemato un cancello che per me è molto più importante del teatro, per cui lo ringrazio. È andato lui di persona, personalmente, con l'olio, con lo svitol, mi ha detto, ha risolto il problema. E ci sono voluti 4 mesi per sistemare il cancello. Sapete quanto ci ha messo l'ingegner Pellicciari per produrre una perizia? 2 giorni. 2 giorni. Il 2 agosto 2022 viene dato l'incarico e l'ingegner Pellicciari il 4 agosto ci presenta l'incarico. Allora, questa efficienza. Allora io vorrei chiedere
chi segue questa trattativa perché le cose le fa girare a una certa velocità. Che chiamiamo l'ingegnere penitenziario a fare l'assessore a questo punto, perché è indubbio che ha una velocità nel produrre i documenti che è ineguagliabile. 2 giorni credo che non ci arrivi nessuno. E detto questo, proprio parlando come sono, cioè una persona che capisce le cose fino a un certo punto, io dico, ho 2 perizie davanti, mi viene da ridere perché è incredibile sta vicenda, ho 2 perizie, una mi dice che vale 1,5 milioni, una mi dice che vale 2,5 milioni, 3 milioni a seconda dell'IVA oppure no. E quale sceglie la proprietà? La proprietà dice no, a 1,5 milioni non te la vendo, devi darmi 2,5 milioni. Signori, questa è la sintesi. Noi compriamo il teatro, ha un valore che vuole la proprietà, cioè la trattativa non c'è, non esiste. Adesso non so se erano partiti a 10 milioni, però ad oggi la trattativa non esiste, cioè non c'è. Consigliere Denardi. Sì, Presidente, io non volevo fare un intervento in questo momento, volevo solo fare una notazione. Il collega De Antoni ha detto in Commissione erano state richieste determinati chiarimenti, non ci sono più arrivati. Mi pareva di aver intuito fuori microfono che l'ingegnere aveva intenzione di rispondere, per cui prima di andare avanti forse è il caso che sciogliamo le questioni tecniche e poi... Va bene, in effetti anche prima in conferenza di capigruppo il consigliere De Antoni aveva chiesto dei chiarimenti che non erano stati dati, quindi darei la parola all'ingegner Curti se ha chiarito i dubbi presentati in commissione dal consigliere De Antoni. Grazie. Sì, buonasera. Mi scuso, io avevo inteso che avrei parlato questa sera perché, più che altro perché non ero in ufficio in questi giorni, solo per quello sa, consigliere. Allora, io ieri ho avuto modo di parlare con l'ingegnere dell'Agenzia delle Entrate che ha redatto la perizia. Premesso che io nel mio percorso di studi non ho fatto l'esame di estimo, quindi, e non è una materia che mi affascina, anche se ne leggo molte, per cui ho ritenuto, per poter approfondire questo, di parlare direttamente con chi l'aveva fatta e fa questo di mestiere. E sono partita proprio dalla lettera che avevate mandato a suo tempo al sindaco e al quale l'ingegnere aveva risposto poi per un cortocircuito interno, purtroppo l'avete avuta solamente dopo la mia relazione. Voi avevate fatto alcune osservazioni, la prima se si era tenuto conto degli spazi funzionali al teatro che non sono di proprietà oggi di Caspineda, all'epoca di Civibus. E l'ingegnere mi diceva che loro ne hanno tenuto conto, tanto che nella tabella che c'è, scusate un attimo perché giro anche le pagine, a pagina 8 hanno riportato tutti gli spazi di cui è stato tenuto conto e questi spazi mancano, e poi nella tabella a pagina 18, laddove partono da un costo a posto a sedere e applicano una serie di coefficienti correttivi, mi dice che nel coefficiente, siccome questi sono i coefficienti che loro avevano a disposizione, nei 2 coefficienti, ubicazione del contesto e livello qualitativo, ma soprattutto nel secondo, hanno ottenuto un valore più basso di quello che avrebbero utilizzato proprio per tener conto che mancavano questi spazi. A pagina 18 c'è una tabella dove ci sono i cosiddetti coefficienti di omogeneizzazione. E allora la spiegazione che mi è stata data al telefono è che nell'applicare i 2 coefficienti riduttivi ha applicato una riduzione maggiore, soprattutto nel secondo, quindi livello qualitativo, maggiore di quella che avrebbe altrimenti applicato proprio per tener conto di questo fatto. La seconda domanda riguardava il fatto che nell'elenco delle voci prese in considerazione per determinare il costo a posto a sedere non era stato eliminato il costo dei proiettori.
Questo l'avevo visto anch'io nella prima lettura che avevo dato e mi ero dato una risposta che poi è esattamente quella che loro riportano, nel senso che non hanno, è tecnico perché hanno inserito il costo del proiettore, ma non ci sono i costi di quelli che sono tutti gli apparati e gli impianti tecnici che invece sono funzionali al teatro, che sono costi molto importanti e probabilmente equiparabili. Poi c'erano altre due domande che riguardavano, se ricordo bene, l'accessibilità ai disabili. Era stata contestata la difficile accessibilità ai disabili e il fatto che per poter avere accesso ai servizi igienici ci fosse una piattaforma e non ci fosse un accesso invece dedicato diretto. E anche qua dice sì, ne abbiamo un pochino tenuto conto sul livello qualitativo, ma in misura limitata per il fatto che stiamo parlando comunque di un teatro, ancorché restaurato all'inizio di questo secolo, che ha più di 100 anni di vita, quindi chiaramente non ha quelle predisposizioni e difficilmente può averle proprio per gli spazi che ci sono e quindi ne hanno tenuto leggermente conto sul livello qualitativo. Poi c'era un ultimo punto che parlava sul discorso della scomodità dei posti a sedere e qua vi ripeto, vi leggo quello che aveva scritto perché è esattamente quello che poi mi ha anche detto al telefono. Uno dei principi su cui si basa la dottrina estimativa e rispetto a cui il giudizio estimativo non può essere in contrasto è che il giudizio di stima, deve essere oggettivo e generalmente valido e pertanto deve formularsi sulle basi della teoria dell'ordinarietà. Sulla base di tale teoria si svolgono le valutazioni, così come è stata svolta anche la perizia in oggetto, senza considerare quindi peculiari dati soggettivi. Specificatamente, secondo il principio dell'ordinarietà, il giudizio di stima deve essere infatti oggettivo e generalmente valido e quindi da formularsi in riferimento a quelle circostanze che con maggior frequenza si riscontrano nel particolare mercato e settore produttivo. La definizione di posti a sedere molto scomodi e poco confortevoli, apparendo del tutto soggettiva, non è stata considerata nella valutazione. Io ci sto con. Sì. Perché probabilmente sono bassa. L'arena è molto foscosa. Finito, grazie. Consigliere De Nardi. Grazie. Avrei un altro paio di richieste per l'ingegner Curti, sempre in relazione alla perizia di stima, la relazione di stima dell'Agenzia delle Entrate. Allora, neanche io mi sono mai occupata di stime ed estimo, però credo che uno dei criteri di analisi di un documento sia la sua coerenza intrinseca. Quando un documento manca di coerenza intrinseca, faccio fatica a ritenerlo credibile a prescindere da quello che c'è scritto dentro, perché vuol dire che qualche problema, cioè è per me un indice di scarsa affidabilità del complesso del documento. Allora, a pagina 17, volevo ragionare insieme a lei per capire se, in che limiti questo testo è o non è coerente al suo interno, dal punto di vista tecnico. Allora, a pagina 17 la relazione dice in relazione alla tipologia di immobile, la fase N3, quindi il periodo che serve a commercializzare l'immobile, si considera 0 mesi, in quanto nulla, in quanto ordinariamente l'edificazione di immobili con la presente destinazione viene eseguita su commissione, per capirci. Non è il condominio con gli appartamenti che il soggetto costruisce e poi X mesi, anni dopo forse eventualmente verranno venduti, ma facendo un paragone per l'ente pubblico, è l'appalto della scuola che il comune dà alla ditta perché costruisca la scuola, quindi il costruttore sa già che quell'immobile andrà a chi gliel'ha ordinato. Sbaglio? Ok, bene, quindi questa è la teoria. Ora, a pagina 26, quindi un po' di pagine dopo, l'Agenzia delle Entrate determina gli oneri finanziari.
in oltre 200.000 euro, perché dice per 30 mesi almeno il 50% dei capitali messi in gioco sono messi a rischio e quindi anticipati dal soggetto che fa la costruzione. Sbaglio? I costi di costruzione sono stimati in 3 milioni di euro, sempre dall'Agenzia delle Entrate, inizialmente, poi vengono riclassificati con i coefficienti, ma inizialmente dicono sono circa 3 milioni di euro, lasciamo stare decine di migliaia che sono poco interessanti, ok? Bene, allora su 3 milioni di euro sostiene ci sono 230.000 euro di oneri finanziari, perché per un lungo periodo di mesi, 30 mesi, in un caso 20 mesi per l'altro, colui che costruisce sostanzialmente anticipa. Fino a qua ho detto sciocchezze? Ok, bene. Allora, visto che lei di appalti pubblici ne ha fatti sicuramente più di me, ne ho seguito come legale anch'io qualcuno, ma ne ha fatti sicuramente più di me, normalmente mi pare che negli appalti pubblici ci sono gli stati di avanzamento dei lavori, per cui non è che il malcapitato che costruisce una scuola per 3 milioni riceve 3 milioni di euro alla fine dei lavori. Quando fa, che ne so, le fondamenta riceve un tot, dopo 6 mesi fa un altro stato avanzamento lavori, riceve un altro tot e via di seguito. O sbaglio? È corretto? Ok, è corretto quello che dico. Sì, no, è corretto quello che dico. Allora, se mi stanno dicendo che questo lavoro è su commissione, quindi se fosse stato un ente pubblico gli avrebbe dato gli stati di avanzamento lavori, come fai a sostenere che il 50% della cifra è anticipato dal costruttore per 30 mesi? E vengono fuori 200.000 euro di oneri finanziari, perché questo vuol dire che quando lei stabilisce in un appalto pubblico ordinario la scuola, non il teatro, la scuola, fa il calcolo di quello che è presumibile il costo, cioè quello che gli chiederà il costruttore, deve calcolare su 3 milioni di euro di lavori della scuola 200.000 euro di oneri finanziari, altrimenti nessun costruttore parteciperà alla gara perché le dirà architetto Curti, lei vuole uccidermi? Ora, a mio avviso, questo ragionamento ha qualche problemino di coerenza interna, perché se il costruttore dovesse effettivamente stare, ma le chiedo, stare a anticipare il 50% per 30 mesi, vuol dire che per quasi 3 anni, sì, poco meno, quasi 3, perché sono 36 mesi, quindi quasi 3 anni, il malcapitato deve anticipare 1,5 milioni di euro. Non credo che in un appalto pubblico sia mai successo, perché lavora man mano e man mano gli vengono dati gli stati di avanzamento lavori. 1,5 milioni vuol dire metà del lavoro su 3 milioni. Chiedo conferma di questa cosa. Ah, pardon, stavo dimenticando un'altra cosa. Relativamente alla perizia dell'ingegner Pellicciari, l'incarico di ingegnere e di architetto è un'obbligazione di risultati, vero ingegnere? Visto che è ingegnere anche lei. Cioè, se io chiedo a un ingegnere il progetto di un immobile, deve consegnarmi il progetto di un immobile che sta in piedi. Non è come il medico che deve cercare di curarmi, ma se la malattia è incurabile e non è che si può sostituire lui al malato, no? Quella... Prego? Beh, è stato in piedi per un po' di anni. Consigliere da re, non so cosa dirle. La perizia dell'ingegner Pellicciari è considerata da voi implicitamente incongrua, o sbaglio? Sì o no? Mi scrive, tra le due perizie si assume congrua quella dell'Agenzia delle Entrate. E quindi quell'altra è incongrua? Mi spieghi com'è allora? Va bene, grazie. Consigliere da re. Buonasera.
Ma il Teatro da Ponte è veramente un bel nodo perché viene ristrutturato dalla Fondazione Cassamarca. Fondazione Cassamarca ristruttura 9 teatri, fa poi, una volta messo in piedi, fa le stagioni teatrali, poi alla fine l'operazione diventa molto costosa. A un certo punto il Teatro da Ponte viene chiuso. Io arrivo da sindaco e il Teatro da Ponte era chiuso. Dopodiché, grazie a una trattativa di cui mi sono fatto aiutare anche dall'allora consigliere e poi sindaco di Montebelluna Marzio Favero, siamo andati a trattativa con il presidente De Poli, dove ho cercato e ho spiegato le ragioni per cercare di trovare una soluzione di riaprire dopo, credo, 4 anni, fosse stato chiuso, il teatro, e non era sicuramente un bel aspetto e un bel biglietto da visita per la città. Io posso discutere e posso concordare con tutti voi che io vorrei pagare non 1 milione e 2 e 3, ma magari anche meno, però il prezzo lo fa di solito chi vende. Non è una questione giuridica, è una questione di mercato. L'ente Cassamarca in questo momento ha qualche problemino finanziario, sicuramente. Però ricordiamoci anche dell'ente Cassamarca quando magari in giro per le varie comuni della provincia di Treviso ha investito e ha messo soldi propri, sempre soldi comunque del giro del contribuente, ma comunque messi, diciamo, in investimenti sul territorio, su opere pubbliche, diciamo spesso su teatri. Io ricordo la chiesa di Sant'Andrea dove sono stati spesi, credo, 2 milioni e 3 e ha dato, diciamo, un qualcosa di straordinario per la città. Se poi andiamo a vedere e iniziamo a contestare anche l'agenzia, la perizia fatta dall'Agenzia delle Entrate, sono uno che non è che sia un grande amante dell'Agenzia delle Entrate, meno ancora della Corte dei Conti, però sono loro che determinano anche delle leggi. Se poi li vogliamo contestare, li contestiamo. Se vogliamo andare a guardare il pelo nell'uovo, guardare no, ma la delibera, lei dice così, ci sta tutto. Qua bisogna capire se vogliamo fare un investimento per la cultura, che è il Teatro da Ponte, oppure lo lasciamo a Cassamarca e andiamo al Palafender, con tutto il rispetto per il Presidente che si sta dando molto da fare. Io l'ho contestato, l'abbiamo contestato quando è nato, ma comunque l'amministrazione dovrà prendere atto di mettere a posto anche quella cosa, perché comunque ha un suo giro culturale, ha un suo ritrovo culturale e giustamente la penso come il consigliere Tonon, di cultura si vive, perché anche l'Arena di Verona ha dei costi che sono improponibili, ma sul territorio poi ci sono dei riscontri. Anche la Fenice ha dei costi improponibili. Qua dobbiamo capire se vogliamo comprarlo oppure no. Poi costa di più, costa meno, il prezzo lo fa chi vende, di solito. Di solito. Adesso non ho mai visto nessuno, e siccome non ha le esigenze di venderlo, se lo tiene chiuso. Allora la stagione teatrale la facciamo al Palafender. Può essere una soluzione, certo che sì, ma siccome da amministratori penso si debba fare una riflessione molto più profonda, di dire che quel teatro è un qualcosa di importante per la città, per Serravalle, per quanto, ricordiamoci anche la ristrutturazione di Loggia dei Grani, che vediamo ci fanno diverse manifestazioni. Allora, o facciamo un discorso solo economico o facciamo un discorso anche culturale. Se lo facciamo solo economico avete ragione, se lo facciamo culturale no. Consigliere De Bastiani.
Mi fa piacere questa ultima affermazione del consigliere D'Arè, che in questa sala aveva detto "coa cultura non se magna". Mi ricordo benissimo, lo ha detto, non è colpa mia, lo aveva detto. Comunque non importa. No, niente da dire. No, ho detto che in un'altra occasione ho detto Tosato, coa cultura non se magna. Dopo quello che ha fatto, riconosco di quello che ha fatto. Il prezzo lo fa chi lo vende. Ma se c'è solo uno che compra, il prezzo lo fa chi lo compra. Non ci sono storie. E qui vorrei chiedere al sindaco se lui è a conoscenza di altri enti, persone e società interessate all'acquisto del teatro. Io credo che non ci siano. Quindi che il prezzo lo faccia chi lo vende, c'è molto da discutere. Tra l'altro io non ho ancora capito perché Fondazione Casamarca deve vendere il Teatro da Ponte, visto che l'altro giorno sul giornale annunciava che aveva chiuso il bilancio con 1.700.000 euro che investiranno tutti, diceva il presidente della fondazione, in operazioni culturali nella città di Treviso, e di questo sono contento perché sono cose importanti e fa piacere a tutti quanti. Però, voglio dire, Fondazione Casamarca è proprietaria di 4 sale a Treviso. Perché non ne vende una di quelle di Treviso e ci lascia a noi un teatro? Ma si potrebbe anche chiedere. Sì. Continui. Cosa abbiamo adesso? E se andiamo a recuperarlo come Fuori microfono. Continui, consigliere, perché il microfono non si sente. Vabbè, dopo mi fa recuperare un minuto. Sì, ma vabbè, ma questo è un altro discorso. È un altro discorso. E l'altra cosa che ci tengo a sottolineare, no? Perché sembrerebbe che non abbiamo un teatro. Il teatro c'è, è là, è funzionante, per fortuna lo utilizziamo ed è anche in sicurezza quasi totale, mi sembra aver capito. Piuttosto è la biblioteca che è in condizioni molto peggiori e che, cioè, se c'è qualcosa che non abbiamo una biblioteca funzionale. È per questo che io direi ci sono dei soldi, ci sono da investire, ci sono dei mutui da fare, ci sono delle priorità. La priorità è la biblioteca di Ceneda. L'assessore Antiga in commissione ha detto, a un certo punto ha detto abbiamo sbagliato a fare la prima perizia, non c'è niente da fare. L'ho sentito io, l'ho sentito qualcun altro, ha detto no, beh, ma lo ha detto lei, riferisco una cosa che ha detto. Lei ha detto abbiamo sbagliato a fare la prima perizia, abbiamo sbagliato. Allora a questo punto io faccio la domanda alla dottoressa Curti, la prima perizia, la perizia Pellicciari, è sbagliata? Cioè, perché a questo punto, cioè, se ci sono 2 perizie, una che dice 1,5 milioni e una che dice 2,5 milioni, secondo me una delle due non funziona. È quella di Pellicciari la perizia non corretta? In questi giorni ho incontrato tante persone con le quali ovviamente si parla delle cose di attualità e si andava a finire a parlare del teatro. E c'è chi chiedeva, a qualcuno ha spiegato, e alla fine viene fuori il discorso, ci sono 2 perizie, una da 1,5 milioni e una da 2,5 milioni. E io chiedevo alla fine, secondo te qual è che sceglierà il comune? Tutti quanti mi hanno detto sicuramente quella da 2,5 milioni. Questa è la reputazione della politica.
Cioè, senza spiegare che una delle agenzie delle entrate, tranquillo, mi ha detto, stai tranquillo che scelgono quella da 2,5 milioni. Io spero che si siano sbagliati tutti quanti e speriamo che questa sera vada in modo diverso. L'esempio dell'automobile che fa l'assessore Antiga, vabbè, per lo stesso esempio io vendo una macchina, no? E vado a fare una perizia e al perito non gli dico che il motore non è mio, che il motore invece è di un parente, no? Allora lui mi fa la perizia e pensa che quella macchina comprenda anche il motore. Chi ha fatto la seconda perizia probabilmente pensava che il teatro avesse un suo motore e che funzionasse tutto perfettamente, mentre, no, non ha spiegato proprio niente, mentre l'Agenzia delle Entrate dichiara che la stima si ipotizza la piena ed esclusiva proprietà del cespite in capo agli intestatari del bene. Cioè, secondo l'Agenzia delle Entrate, quell'immobile, quel teatro è funzionante con tutti gli apparati che Fondazione Casamarca vuole vendere, e non è così. E non è così, perché Fondazione Casamarca vende un teatro che, tolta le proprietà del comune, non è funzionante. Forse non si accendono neanche le luci. Allora io voglio vedere chi può trovare la Fondazione Casamarca, un altro acquirente che non sia il comune, disposto ad acquistare quel teatro senza i vani dell'amministrazione, cioè di proprietà del comune. Consigliere Scottà voleva... Ok. Ingegner Curti, prego. Consigliere, premi che... Sì, erano tempi in cui neanche noi, come Comune di Vittorio Veneto, eravamo in grado di restaurare quel teatro e prendere per mano tutto l'ospedale e l'abbiamo trasformato in quello che è, malgrado tutte le difficoltà che mi sono trovato nel mio mandato con i rapporti con la sovrintendenza. Però in qualche modo abbiamo portato a casa qualcosa e abbiamo sistemato una cosa che era veramente indegna per Serravalle. Abbiamo tolto un po' di alberi, abbiamo fatto quel parcheggio che nessuno usa, ma comunque ci voleva. Adesso sarà qua a discutere. Vabbè, potete trovare fuori tutte le formule che volete, soprattutto la Denardi e quant'altro, ma se dobbiamo creare... Sì, consigliere, mi scusi, va bene. Mi sembra di essere andato quel giorno, va bene, lasciamo perdere. Quindi qua si tratta di mollare o prendere. Secondo me vale la pena di prendere perché dopo abbiamo la piena proprietà del teatro e possiamo fare quello che vogliamo, soprattutto. A parte anche gli spettacoli che ha fatto Fondazione Casamarca, che ha speso una cifra solo per quegli anni che ha mantenuto il teatro, però anche loro sono crollati per i costi. Adesso valutiamo e vediamo, ma sta là a guardare la virgola sulla delibera, lasciamolo solo alle correttrici molto informate. Grazie, consigliere. Ci sono... Prego, ingegnere.
Sì, grazie Presidente. Allora, io parto dall'ultima domanda, anche abbastanza secca, del consigliere De Bastiani, se la perizia dell'ingegner Pellicciari è sbagliata. Partendo dalla considerazione che fanno entrambi i periti, che non c'è un mercato dei teatri. Allora, se stessimo parlando della perizia di un appartamento o di un capannone, avremmo dei metri di paragone indubbi. Stiamo parlando di un qualcosa che non ha mercato, possiamo solo eventualmente far riferimento al costo di costruzione a nuovo di un teatro, cosa che ha cercato di fare l'Agenzia delle Entrate, e devo dire la verità, in questi giorni mi sono posta anch'io il problema, ho cercato un teatro che conosco, che è stato inaugurato 15 anni fa, quindi grosso modo ci siamo, ho guardato i costi, ma poi in realtà un teatro nuovo non è paragonabile al teatro da ponte, non è paragonabile per i servizi che il teatro da ponte non ha e non potrà mai avere, perché al di là di quella che può essere l'accessibilità per i disabili, che c'è nella misura in cui la può avere un teatro dell'Ottocento, ma sicuramente tanti altri spazi che oggi in un teatro moderno è impensabile non avere, il teatro da ponte non li potrà mai avere. Quindi anche lì si fa fatica a fare il paragone. Prendendo il teatro a cui mi sto riferendo, veniva fuori un costo a posto, a sedere, di 18.000 euro. Ma è chiaro che non può essere questo. Perché sto dicendo questo? Perché faccio fatica a dire è sbagliata quella perizia. Quando noi affidammo l'incarico all'ingegner Pellicciari, e qua c'è il sindaco che era presente con me, l'idea era di cercare di, con grande scandalo mi pare del consigliere Tonon, di contrattare con la fondazione, cioè me lo offri a 2,5, ma come faremmo noi? Beh, non sai che te me fai sconto. E per poter chiedere questo sconto abbiamo cercato di avere noi per primi una perizia di un certo, a ribasso. Ma se poi il venditore mi dice no, io lo sconto non te lo faccio, sai cos'è? O la compri così, giusto sindaco, o io chiudo tutto. Allora ci siamo posti il problema sotto un altro punto di vista, ma quello che tu mi stai chiedendo è, e anche qua non vorrei usare la parola corretta, è congruo, e quindi siamo andati dall'Agenzia delle Entrate per capire se poteva essere. È chiaro che farebbe piacere a tutti pagarlo 1 milione, purtroppo però 1 milione non ce lo vendono. Infatti posso assicurarvi che tentativi di trattativa, di escamotage, qualcosa per cercare di contenere al massimo la spesa, sono avvenuti, sono stati numerosi, combattuti, come si diceva anche in sala di commissione tante volte bisogna mangiare qualche rospo, no? Perché magari ci sono delle incompatibilità di carattere sulla pelle quando si affrontano le persone, eccetera, però Fondazione è sempre stata ferma. Siamo scesi a 2,5, abbiamo già calcolato noi tutti gli incomodi possibili e immaginabili, poi esagerando potete considerarlo anche un regalo, questa cosa qua, e la cifra è sempre stata ferma a 2,5. L'alternativa è l'affitto, però ci hanno sempre detto dal 4 al 6% in qualche occasione, dal 5 al 6% in qualche altra occasione. Quindi presumibilmente con costi che andavano da 350 a quasi 500.000 euro l'anno di affitto, al che non puoi che rispondere sì, ma è un assurdo in termini, il teatro chiuderà e noi manterremo nel nostro bilancio un cespite a quel valore là, quindi con un capitale che ci interessa sia anche elevato. C'è poco da dire, o così il prezzo lo fa il venditore, diceva il consigliere Darè, il prezzo lo fa l'acquirente qualora sia unico, dice il consigliere De Bastiani, ma se il venditore non te lo dà quello che offri tu, è chiaro che
Quindi, esatto, quindi le alternative sono due: o lo compriamo o lo affittiamo a prezzi inaccettabili o si chiude. Allora facciamo la riduzione a fattor comune: o lo compriamo o lo si chiude, punto, non c'è altro da dire. Consigliere Baliana. Sì, grazie. Allora, questa sera come consiglieri comunali siamo chiamati a valutare l'acquisto appunto del teatro, dell'immobile del Teatro da Ponte per un costo di 2.500.000 euro. Le considerazioni da fare sono molteplici e sono state fatte anche dai consiglieri, insomma in più di un intervento. La prima considerazione che vorrei fare è verificare come è nata questa operazione. Il sindaco ha fatto una ricostruzione che però in termini di sintesi, dopo anche le vostre dichiarazioni, la dichiarazione dell'ingegner Curti e la dichiarazione sua del sindaco Miatto, io ho la sensazione, e l'ho ribadito più volte, che questa operazione nasce come azione di forza condotta da Cassamarca nei confronti della città di Vittorio Veneto. Fondazione Cassamarca ha imposto l'acquisto dell'immobile e l'abbiamo appena detto, pena la chiusura del teatro o l'affitto, ok? Da notare che questa impostazione arriva, e qui l'ho detto più volte precedentemente, in un periodo storico alquanto problematico da un punto di vista. Usciamo da un periodo di post-pandemia e sappiamo tutto quanto ci è costato e sta costando anche alle amministrazioni comunali. Oltre ad uscire da questi 2 anni di post-pandemia, abbiamo anche in questo momento il dovere di affrontare una pesante situazione in termini di spesa dovuta alla crisi energetica in tutta Europa. Quindi io contesto soprattutto il momento in cui Fondazione Cassamarca vuole fare questa operazione. Sembra alquanto strano che un ente come Fondazione Cassamarca, che tra le sue finalità persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e promuove la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, mantenendo la finalità di contribuire allo sviluppo sociale del proprio territorio di origine, abbia deciso di attuare un provvedimento così pesante come l'imposizione della vendita del Teatro da Ponte in tempi rapidi e senza offrire un margine di trattativa e di discussione. E l'abbiamo detto. Io contesto questo aspetto, l'aspetto politico. Dopo sono d'accordo con lei, consigliere Scottà, Fondazione Cassamarca ha dato tanto, però in questo momento sta, secondo me, disattendendo a quello che è i suoi obiettivi fondanti di Fondazione Cassamarca. Oltre al prezzo di vendita, Fondazione Cassamarca ha stabilito anche i tempi dell'operazione. È per quello che io contesto. E quello che diceva lei, sindaco, che dobbiamo ingoiare il rospo, come si suol dire, in questa situazione è mancata completamente la capacità politica, penso io, di amministrazione e soprattutto della maggioranza di questo Consiglio Comunale, maggioranza politica di questo Consiglio Comunale, di opporsi al così repentino diktat arrivato da Treviso. Io sono di questa idea. Ancora una volta i cittadini di Vittorio Veneto devono piegarsi a scelte politiche imposte nel capoluogo di provincia. E qui mi faccio riferimento anche alle dichiarazioni dell'onorevole Gobbo, che fa parte del Consiglio di amministrazione, quando venne a Vittorio Veneto per l'inaugurazione della gestione del teatro, disse che Fondazione Cassamarca non aveva nessuna intenzione al momento, pochi giorni prima dell'arrivo della lettera, di vendere il teatro. Allora, dico un'altra cosa: è evidente che per l'acquisto di un immobile con così elevato valore economico, che diventa anche, dal mio punto di vista, un'ipoteca sul patrimonio comunale, che già ha enormi difficoltà per ciò che concerne la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili che abbiamo, di moltissimi immobili che abbiamo detto gli uffici, le scuole, le palestre, le piscine, la piscina doppia, i musei, la biblioteca, la rotonda di Ceneda, edifici, magazzini, altri ancora in completo abbandono come
la Villa Papadopoli, la Mafil, l'ex Macello, la caserma Gotte, altre aree verdi e molti altri edifici. Io sostengo che questa operazione doveva prendere un po' più di tempo e soprattutto essere sottoposta ad un ampio dibattito pubblico che coinvolgesse l'intera città. Tra l'altro, una decisione così vincolante dal mio punto di vista doveva passare attraverso il vaglio del mandato elettorale. Nel senso, mi spiego, qualora Fondazione Casamarca avesse, dal mio punto di vista, aspettato ancora un anno per fare questa offerta, ci sarebbero state le elezioni comunali, ecco che in quel caso ognuno di noi metteva nel proprio programma di mandato l'acquisizione di un immobile così importante per la città, perché diventa da un punto di vista strategico. Io sono di questa idea, ecco perché io sono in contrasto con l'arroganza con cui Fondazione Casamarca si è confrontata con l'amministrazione comunale. L'ha detto prima il sindaco, ha provato a trattare, però ripeto sindaco, qui è mancata l'azione politica e quando c'è la volontà di portare a casa, di sostenere determinate condizioni, alle volte ci si riesce con un po' di buona volontà. Evidentemente qui la forza politica di Vittorio Veneto non è stata all'altezza della situazione. Io dovevo fare altre considerazioni rispetto alle perizie del Teatro da Ponte, vado molto velocemente e poi intervengo nel secondo giro. Volevo solo dire, Ingegner Curti, lei dice bene che è impossibile fare una stima di un nuovo teatro, cioè come se fosse la costruzione di un nuovo teatro, però l'agenzia fa questo, cioè stima il prezzo come se fosse in paragone a una nuova costruzione, cosa che non fa la perizia dell'ingegner Pellicciari, in quanto l'ingegner Pellicciari, abbiamo detto, parte da un valore di transizione proposto dalla proprietà di 2.500.000 euro, fa i dovuti correttivi e i coefficienti di valori correttivi, la vetustà dell'edificio, 20 anni, la necessità di eseguire dei lavori di manutenzione straordinaria per gli impianti, anche perché termici ed elettrici, opere edili, la pavimentazione del palcoscenico, il risanamento delle murature e dell'umidità e altri impegni. L'ultima cosa, e poi chiudo, la questione che noi poniamo è anche che effettivamente non sappiamo neanche qual è il costo di gestione poi del teatro, perché al di là delle spese vive, sulla questione degli impianti c'è un grande punto di domanda, perché le nuove normative sul discorso della sicurezza dei teatri stanno parlando di altre cose, quindi ci sarà forse anche la possibilità di togliere eventualmente dei posti a sedere, di vedere delle vie di fuga diverse. Quindi io quello che contesto è che noi non sappiamo a cosa andremo incontro sulla gestione effettiva del teatro, per non parlare poi delle spese culturali, consigliere Scottà, perché poi sì, lei prima parlava del... Allora, o continua e fa il secondo intervento, oppure aspetta. Ok. Consigliere Denardi. Grazie Presidente. Prendo atto che non c'è stata dal punto di vista tecnico una spiegazione sulla questione relativa alla congruenza o meno interna degli atti dell'Agenzia delle Entrate, comunque non importa. Dice bene il consigliere D'Arè quando racconta che Casamarca ha bisogno di soldi, ce l'ha detto chiaro e tondo, e la spiegazione la troviamo in una notizia del 2 agosto 2023, il grande annuncio di Conte che trasferisce con l'accordo del Comune e dell'IPAB Turazza la parte del campus di Treviso e dell'Università di Venezia dagli spazi attuali di Casamarca già a fine 2024 al Turazza, e quindi lascia libero gli spazi dell'ex distretto militare. Questo ha come seconda conseguenza la probabile trasloco anche di Padova, che in questo momento riesce a pagare
l'affitto a Casamarca solo perché ha in parte subaffittato le ore dei suoi spazi all'Università di Venezia, che quindi non li utilizzerà più e molto probabilmente non riuscirà più a pagare l'affitto a Casamarca, che si ritroverà a fine dell'anno prossimo senza Treviso Padova e senza Treviso Venezia, e quindi deve andare a recuperare soldi da altre parti. Il prezzo lo fa il mercato, non è che lo fa il venditore o lo fa il compratore, e qui il mercato non esiste. Gli unici che possono comprare sta roba siamo noi. Poi che uno voglia giustificare in qualsiasi modo l'operato di Casamarca, per carità, io non ho problemi personali che sono stati citati dal sindaco nei confronti del presidente di Casamarca, insomma ho superato il suo esame senza nessunissimo problema, quindi non posso neanche dire di avere acrimonia per il passato universitario, anzi, per cui non è che abbia bisogno di contestare il presidente di Casamarca, sta di fatto che la riduzione a fattor comune che cita il sindaco è di fatto il soccorso a Casamarca nelle sue necessità trevisocentriche. L'amministrazione vittoriese, per logiche tutte interne al suo schieramento politico, dice che bisogna comprare il teatro mascherando questa scelta con la cultura. Ma la cultura è un'aspirazione, è la volontà di portare la città e i suoi abitanti a un livello più alto. Non è la foglia di fico che dobbiamo utilizzare per scelte politiche che sono state assunte e che si piegano a equilibri definiti altrove. Questo state facendo voi. E soprattutto finitela di dire che è un regalo, perché l'avevano messo come cespite a 8 milioni di euro. Chi ha un po' di memoria storica di questa città si ricorda che il Victoria, quando poco prima del fallimento venne tentata l'operazione del concordato preventivo, era stato come cespite valutato dalla società proprietaria 25 milioni di euro o qualcosa di simile. Ora andate a domandare al curatore fallimentare se l'ha venduto a 25 milioni di euro. Quello non l'hanno fatto perché non era quello il valore. Il valore era molto diverso. Il valore l'ha fatto il mercato. La verità è che noi ci stiamo piegando alle volontà esterne perché voi avete un bisogno politico di piegarvi a queste volontà, invece di avere il coraggio di decidere che Vittorio Veneto deve andare a testa alta a trattare con Casamarca. Noi stiamo di fatto facendo un favore a Conte, che sposta l'università al Turazza perché gli va bene a lui, evidentemente nelle logiche della città di Treviso è corretto così, io non voglio sindacare, però noi non andiamo in soccorso alle scelte del sindaco di Treviso. Le scelte ce le facciamo noi, almeno dovremmo farcele noi, però evidentemente non vogliamo farlo. Consigliere D'Arè. Non credo che il sindaco Conte abbia bisogno di regalie. Non credo, come dice lei, che fa dei paragoni, che il Victoria è costato 25 quando non ha neanche visto le fatture, è stato venduto poi a altro. Allora, quando c'è un curatore fallimentare, è chiaro che tutto viene valutato così. Allora, io vorrei dire un'altra cosa. Noi non stiamo facendo piaceri a nessuno. Noi vogliamo acquisire questo teatro per la città. Se poi lei dice che è qualcosa di politico e ci dice che siamo stati proni nei confronti di Casamarca, non è così, non è così. È quello che pensate voi, perché giustamente, però quando è stato da fare il Palafender, lo avete fatto ed era tutto gratis. Quando invece poi in Consiglio Comunale sono passati varie delibere con delle elargizioni. Allora noi vogliamo acquistare questo teatro perché lo ha già la città in dotazione, perché poi sarete anche i primi a chiederlo, come tutti i cittadini che lo richiedono a Vittorio Veneto. Non potete dire che il teatro noi lo acquisiamo solo per il semplice motivo per fare un piacere a chi? A Conte, a Gobbo? Assolutamente no, assolutamente no. Cari signori, non è così.
Ho capito che il mestiere della minoranza è questo, ma il vostro mestiere è giusto che lo fate così. Ma se mi venite a dire, quando la prima volta che sono andato a trattativa con il signor De Poli, mi ha chiesto 10 milioni, poi qualche anno dopo ne ha chiesti 8, lo ha detto prima il consigliere Tonò, adesso lo portiamo, diciamo, nel patrimonio immobiliare della città, certo si può fare, ha fatto un giusto elenco la consigliere Bagliana, se avremo 1 miliardo lo mettiamo a posto tutte quelle cose, ma questo è capitato, costa mettere a posto tutto quello che lei ha richiesto, che vuole 1 miliardo per mettere a posto tutte quelle cose che ha chiesto, giustamente. No, la sua ironia è sempre la solita, no? Quella di contestare, adesso si fa solo una contestazione sul prezzo. Allora, qual è il valore di mercato vostro? Perché non l'ho capito. Qual è il vostro valore di mercato? 1.000 euro? Quello della prima perizia? Ah, bene. Però il proprietario la vende o non la vende? Punto. Il prezzo della prima perizia. Voi state facendo una questione di prezzo perché non avete altro, questo invece è un investimento che viene fatto nella città per la cultura e per quanto. Poi vediamo cosa votate, poi vedremo cosa farete quando le chiederete. Consigliere De Antoni. Sì. Consigliere Darè, noi non facciamo una questione di prezzo, noi facciamo una questione di dignità e di non accettare la violenza, il sopruso che ci fa Casamarca. No, perché lei non ha letto le carte? Perché lei viene qui e non ha letto le carte. Lei legga le carte e veda cosa c'è scritto. C'è scritto che il prezzo è questo, c'è scritto che dobbiamo fare in fretta se non ci chiedono i danni. Per che cosa possono chiedere i danni? La procedura seguita dall'amministrazione è stata lineare, non ha fatto niente che possa richiedere i danni. E questo ci minaccia che chiede i danni? No, l'ho scritto in una lettera, esatto, che spero che lei abbia visto. E poi addirittura ci impongono il notaio, ma lei quante volte si è trovato a comprare o vendere una cosa e ha visto e ha notato che il notaio fosse nominato da chi vende? Non è mai successo, non succede mai. E loro ci impongono a fare questo. Allora, se ci impongono di fare questo, da parte mia, che sono convinto che il teatro deve restare a Vittorio Veneto, da parte mia c'è un approfondimento sulle perizie. Lascio stare la perizia dell'ingegner Pellicciari e esamino solo quella dell'Agenzia delle Entrate. Le osservazioni che ci ha riportato l'ingegner Curti sono tutte inaccettabili, perché sono tutte cose. Non c'è un numero che risponda alle richieste che io ho fatto, non c'è un numero. Ci sono i numeri che ha scritto lei, perché la prima cosa che quando parliamo delle manutenzioni straordinarie, lei ha scritto andranno aggiunte le spese straordinarie che si dovranno affrontare, tipo sistemazione del palco, risanamento dei muri dall'umidità, messa a norma, eccetera, eccetera. E qui termina, dice la sua relazione, dicendo che tale importo, riportato nella perizia di Pellicciari, perché lui questa cosa l'ha fatta e l'ha fatta bene, perché non credo che e qui sono rimasto molto perplesso dalla sua affermazione, che diciamo, siete intervenuti sull'ingegner Pellicciari per indicargli che definisse un importo più basso di quello che è il reale valore, così ha detto. Così ha detto che ha fatto fare la perizia per tenere conto, per tenere conto che poi andavate a trattativa e l'importo doveva essere più basso. Io l'ho capito così, però se avete capito un'altra cosa. Allora, l'importo scritto era di 300, i lavori che l'ingegnere Pellicciari, e qui li ha fatti giusti, erano di 344.740 euro. Il fatto che, non lo ripeto per la terza volta che l'hanno già ripetuto tutti, il fatto che l'ingegnere dell'Agenzia dell'Entrata abbia fatto una perizia solo sui cespiti di proprietà della Casamarca non è vero, perché avrebbe dovuto dire che non c'era l'impianto per l'antincendio e che mancavano dei camerini. Non ho scritto questo, al di là delle perizie colorate che l'assessore Antiga gli ha passato. Allora, quando poi citate De Poli o Garofalo, De Poli aveva interpretato, forse in maniera esagerata, quello che era la missione della Casamarca e della Fondazione Casamarca. Era quella di intervenire sul territorio, a favore del territorio. Forse lui avrà anche un po' esagerato quella volta, però adesso è stato scritto anche sul giornale che i problemi finanziari non ci sono più.
non ci sono più, hanno chiuso il bilancio con 1.700.000 euro e non hanno alcun bisogno di vendere immobili, è scritto. Allora, io metto 1 più 1 più 1 e dico che anche la perizia dell'Agenzia delle Entrate, nonostante i chiarimenti che mi ha dato l'ingegnere Curti, perché poi anche questa, no, ingegnere, ma lei dovrebbe anche lei dire che è d'accordo o no. Com'è possibile che non considerino 1.148.000 euro 0,99 per gli impianti, per i proiettori video? Allora, hanno inserito questa cifra sul fabbricato, quello a riferimento, e dice non li ho tolti questi qui, perché tanto ci sono tante altre cose. Ma il tecnico dell'Agenzia delle Entrate ha valutato, per stabilire il prezzo esatto, ha valutato le singole porte tagliafuoco, 19.000, 12.000, ha fatto una perizia precisa, ma come fa a dire che i proiettori video sono sostituiti da una serie di altri meccanismi elettronici che valgono quella cifra là? Sulla base di che cosa? Questo lui ha detto, e non è vero, ha citato tra le cose importanti il sipario che si alza e che si abbassa. Siamo stati anche noi a visitare l'impianto e non abbiamo trovato questi impianti di grande costo che gestivano tutto l'apparato del teatro. Quindi io insisterei sul fatto che parlando con calma con il tecnico dell'Agenzia delle Entrate non si possa trovare la possibilità di ridurre questo importo. Di quanto? Non so, ma accettare supinamente quello che dice la Cassa Marca per me è davvero umiliante. Quindi per questo insisto e sono particolarmente acceso su questo tema. Proviamo ad esaminare a tavolino, come avevamo chiesto il 14 maggio del 2023 alla Sindaco, proviamo ad esaminare nel dettaglio queste cose. Le osservazioni che ha fatto sono buttate lì, non sono neanche firmate, sono degli appunti che dovevano servire al sindaco probabilmente, ma non hanno un valore tecnico. Sono così, se mi avesse detto a pagina 17 questo e questi coefficienti di ragguaglio comportano la risposta alle tue critiche, io avrei accettato, ma fateci parlare con lui. Allora, siccome le cose non sono così evidenti, perché non possiamo tentare un'ulteriore carta e chiedere al sindaco di andare a trattare dicendo che il Consiglio Comunale vuole comprare il teatro, ma non lo vuole comprare a quel prezzo, perché le perizie che abbiamo non ci consentono di fare un atto legittimo nell'acquistare al prezzo più alto, e quindi chiediamo che ci sia almeno una riduzione che possa tenere conto almeno dell'importo delle spese di straordinarie manutenzioni che sono necessarie una volta che noi entriamo nel teatro, una volta che l'abbiamo comprato. Vi chiedo solo questo, un piccolo passo indietro, una valutazione assieme al perito dell'Agenzia delle Entrate e poi andiamo pure a comprarlo al prezzo che verrà definito, ma non a queste condizioni. Ok. Vabbè. Grazie. Consigliere Scottà, prego. Sì, grazie. Mi piacerebbe che si andasse anche a votare quello che stai dicendo tu, e che dopo la Fondazione Casamarca dica no. Chiudiamo. No, ma scusa, e siccome state distruggendo tutto quello che si sta facendo, o quello che si è anche fatto, volevate modificare anche il PAT che è già in ritardo di 15 anni. In ritardo di 15 anni. No, rispondete cosa? Era pronto quando sono andato via. Ecco, prima cosa. A favore di Fondazione Casamarca, io potrei dire questo, che quando De Poli si è messo in testa, con l'entusiasmo che c'era disastroso a Serravalle, di sistemare quel teatro, ma domande tecniche per correggere... Eppure, dopo... Quindi Fondazione è stata quella che ha dato il via alla rinascita di Serravalle. Perché se osserviamo bene, molti palazzi sono stati restaurati, il Todesco l'abbiamo restaurato noi come comune, il teatro l'ha fatto Fondazione Casamarca e l'ospedale l'ha sistemato un'altra impresa, ok? Ma era tutto un entusiasmo di creare una città che andava bene. Adesso, allora, un po' diciamo, ma io non dico dobbiamo chiedere gratis a Fondazione Casamarca, ecco, allora, se è un prezzo che però... Se dovessimo averlo preso in mano noi quel teatro e sistemato, saremmo ancora qua che stiamo aspettando e discutendo se lo vogliamo rosso, nero, bianco. Dai, guarda che il Comune di Vittorio non aveva mai la possibilità di mettere poi del teatro da ponte, con le cifre che ha speso Casamarca.
Quindi adesso con 2 milioni e mezzo, se tentiamo di finire quello che c'è in area Fender, forse ce la facciamo, ma se no non costruiamo nulla e quello è un palazzo di più di 100 anni, adesso non lo so la data, ma comunque proprio il sovrintendente, quando l'ho portato su tempo fa, mi ha detto guarda che nei centri storici esiste anche la regola del, mi sfugge il termine, che si può fare anche in deroga a quello che è, non sono le norme. Andiamo sul museo archeologico che dovrebbe partire, non parte mai, quello dovrebbe essere una deroga da sistemare in breve tempo il sistema elettrico e aprire la cosa. No, ma potevamo fare anche il teatro così, mettevamo a posto l'impianto elettrico e stavamo là con le poltrone in legno. Insomma, abbiamo avuto un teatro che non è stato facile realizzarlo e neanche portarlo a termine. Era a posto, l'unico peccato l'ha creato la signora sovrintendente Vecchione, che ha voluto metterci la sua firma e sta là, la struttura del cappotto. Quindi, se continuiamo ad andare avanti a correggere delibere o incartamenti, giustamente fate la vostra parte, però secondo me il teatro a questo punto è da acquistare prima di perderlo definitivamente, altrimenti dopo si arrangerà a Cassamarca a demolirlo o a chiuderlo o quant'altro. Grazie consigliere. Consigliere Nardi ha già fatto 2 interventi, quindi sì. Ma se è una battuta veloce perché avrebbe già fatto. Prego. Io non ho mai detto che il Victoria è costato 25 milioni di euro. Io ho detto un'altra cosa. Ho detto che il proprietario, non il curatore fallimentare, il proprietario, quando ancora era una ditta funzionante, a bilancio aveva inserito il Victoria per un valore di 25 milioni di euro, che il curatore fallimentare dopo, quando ha cercato di piazzarlo sul mercato, è stato ben lungi da riuscire a ottenere. Non ho detto che è costato 25 milioni di euro, mai detto. Allora, sì, un attimo. Sì, le do la parola. Vedete che si innescano poi, no? Adesso do la parola al consigliere Darè con una battuta che le risponde e poi chiudo. Prego, consigliere. Che lei non ha visto le fatture del costo e neanch'io. Se lui a bilancio ha messo questo, evidentemente avrà avuto delle fatturazioni per attribuirlo. Poi, quando arriva il curatore fallimentare, sappiamo cosa arriva. Abbiamo visto cose inaudite e qui mi fermo. E qui ci fermiamo tutti. Prego, consigliere Dus. Pensavo, sapete perché il Consiglio Comunale non ha presenza di giovani? Ci sono giovani, sì. Perché questa città non ha un futuro, perché non ha bisogno di un futuro, non sono giovani neanche loro anagraficamente, no. Questa città, dicevo, non ha bisogno di un futuro perché tutto quello che c'era da fare l'avete fatto voi. Prima si andava a cavallo a Serravalle, poi è stata asfaltata, risistemata, piastrellata. Poi c'erano degli altri problemi e li avete fatti, adesso ci sono ancora problemi in corso sono stati fatti. No, guarda, non mi dà per niente fastidio. Mi dà fastidio, sa che cosa mi dà fastidio? La retorica che ogni giorno si tira fuori. Lei ha parlato di lei ha detto 15 anni il PAT, c'era lei a farlo il PAT, dopo è arrivato lui e ha detto io il PAT ce l'avevo pronto nel cassetto, è arrivato e detto no, io il PAT ce l'avevo. Scusate, no, fermi, altrimenti chiudo il consiglio, scusate, fermo il consiglio, ci facciamo 10 minuti, poi rientriamo, poi chiudiamo, poi rientriamo e andiamo avanti a mezzanotte, poi torniamo domani comunque per finirlo, ok? Boh. Prego, continui. Si scaldano, vi scaldate. Sto dicendo delle cose banalissime e vi scaldate. Non scaldatevi. Ho detto semplicemente, lei ha detto il PAT era pronto. Lui ha detto il PAT era pronto.
Allora, se volete che continuiamo così, allora uno non deve, allora non provochiamo e continui il suo discorso e cortesemente da questa parte, cortesemente da questa parte stiamo zitti quando parla il consigliere. Prego, consigliere. Io dico semplicemente che siccome non c'è più bisogno di fare nulla, perché è già stato tutto fatto, adesso si stanno facendo solo delle piccole migliorie, è chiaro che non c'è un futuro, perché c'è già stato tutto fatto, è stato tutto fatto talmente bene che non so neanche perché siamo qui a discutere che dobbiamo comprare un teatro, perché probabilmente avremmo già dovuto pensare di acquisire un teatro, o no? Perché qua è sempre stato fatto tutto bene, poi è arrivato Tonon, 5 anni, ha rotto un po' le scatole, ma adesso Miato le sta sistemando e quindi è tutto perfetto e allineato. Oh, che bene. Il problema è che non c'è un futuro, questa è la verità. Allora, quando si parla del teatro, mi pare come quando si parla delle piste ciclabili, si parla di qualcosa che nessuno conosce. E poi parliamo del teatro, dell'edificio teatro, di quello che si fa dentro questo edificio teatro, non so quanti lo conoscono e lo frequentino in modo così frequente, scusate il giro di parola, per dire sì, effettivamente è una struttura che è focale, è fondamentale per questa città. Perché io, francamente, vi posso dire che ho molto più a cuore il piccolo teatro Dante, che c'era prima, nella vecchia gestione, sempre dello stesso che adesso la gestisce, cioè Fainello, che ha portato fuori il teatro da quell'istituzione, da quel mausoleo che è quell'edificio là. Quella è stata un'operazione, secondo me, rivoluzionaria per questa città. Cioè qualcuno che ha iniziato a fare il teatro in un posto assolutamente non idoneo, che era un ex campo da tennis. Cioè, secondo me questa è un'intuizione, questo è portare la cultura fuori dai musei. Quel posto lì va bene giusto per farci arrivare il Presidente della Repubblica a battergli le mani. Secondo me questo serve, fare degli spettacoli piuttosto altisonanti, però se vogliamo vedere la cultura come le si intende oggi, come la intendono i giovani, non è la cultura che si fa dentro quel teatro, è quella che si fa fuori da quel teatro. E è lo stesso Fainello che ha fatto un percorso inverso rispetto a quello che stanno facendo oggi. Scusi? Che sta facendo un lavoro straordinario su questa città. Secondo me, a me piacerebbe parlare di questo, quindi quando il consigliere D'Alè dice ma un conto è parlare di cultura, un conto è parlare di soldi, benissimo, allora se dobbiamo parlare di cultura sono perfettamente d'accordo che il teatro ha una sua centralità su una città come la nostra che aggrega anche le periferie e quindi dà una voce anche a chi il teatro non ce l'ha nei piccoli paesi e che quindi abbia una sua funzione, la riconosco assolutamente, però se dobbiamo parlare di soldi, secondo me i soldi che vengono proposti sono inadeguati, questo sto dicendo. Se dobbiamo parlare di cultura, lei contro la cultura ha votato contro quando c'era il Palafender. Eppure è una struttura molto più agile, che non ha la dignità sicuramente del teatro da ponte e che però ha una sua funzionalità e ce l'ha avuta sia durante il Covid che è tuttora. Secondo me queste sarebbero le cose di cui discutere, ecco. Però non si può mai discutere di queste cose qui dentro perché è stato già tutto fatto. Quello che volevo dire io è il prezzo dal nostro punto di vista non è sostenibile. Il teatro serve? Sì. Il teatro c'è? Sì. Cerchiamo di trovare un accordo. Ci abbiamo messo un anno perché prima sembrava la cosa più urgente del mondo. Abbiamo visto ci ha messo 2 giorni per fare la perizia. Ci abbiamo messo un anno, era dell'agosto del 2022. Siamo a dicembre 2023, ne stiamo ancora discutendo. Forse qualcosa in più? Siamo passati dai 12 ai 2 milioni e mezzo, forse qualcosa in più si può tirare. Tutto qui. E questa sarà la nostra proposta. Grazie, consigliere Dus. Consigliere Bagliana. Secondo intervento, prego. Sì, grazie. Intanto vorrei precisare che sono pochi i teatri che sono di appartenenza dei comuni. Quasi tutti i teatri appartengono a fondazioni e c'è un motivo, perché l'impegno, sia da un punto di vista di gestione del teatro che l'impegno culturale, è enorme. La cosa che fa specie, qui stasera l'ha detto anche il consigliere Dus, è che è stata fatta questa operazione o si sta facendo questa operazione senza pensare alla gestione e al futuro e all'impegno di spesa del teatro, che non sarà una cosa indifferente. Ecco perché gran parte, ripeto, dei teatri in giro per l'Italia appartengono a fondazioni e non ai comuni. Detto questo, adesso è uscito il consigliere Scottà, però volevo ribadire che la questione qui è che ci sono 2 perizie. Allora, noi cerchiamo di interpretare quale sia la perizia, da un punto di vista nostro, migliore per uno sgravio
da parte del comune. Cioè è logico che se noi usciamo nei confronti della cittadinanza, io penso che la maggior parte della cittadinanza sia d'accordo nell'affermare che se proprio dobbiamo acquistarlo, lo dobbiamo acquistare il minor prezzo possibile. Ecco che, l'avete detto anche voi, era ipotizzabile iniziare una trattativa. Quindi io ribadisco, questa cosa non è stata fatta e ripeto, secondo me è una mancanza a livello politico e l'ho detto anche prima. Io vorrei evidenziare adesso un'altra cosa, la questione delle irregolarità edilizie e la faccio semplicemente per mettere di fronte anche al Consiglio Comunale, non so se voi ne avete preso visione, dei documenti che hanno accompagnato la sistemazione, diciamo, la sanatoria di quello che era il cosiddetto abuso edilizio, che è stata prodotta in questi ultimi 10 giorni. Allora, vorrei evidenziare in particolar modo una cosa. Intanto vorrei dire agli uffici che si sono prodigati per trovare una soluzione, secondo me un po' farraginosa, ma una fattispecie di soluzione che ho qualche dubbio rispetto all'iter seguito. Chiederei che fosse seguita la stessa tempistica anche per i singoli cittadini che magari si trovano davanti a spostare, non avere l'agibilità perché la finestra ha 10 centimetri o in più o in meno. Delle volte rispetto ai cittadini singoli troviamo dei cavilli, in questo caso abbiamo bypassato una serie di, secondo me, di violazioni. Una cosa in particolare vorrei far presente è la questione della discrepanza che c'è tra il primo documento della sovrintendenza del 2002, che vado a leggere, e quello che viene affermato nella relazione. Ingegner Curti, mi permetta di fare questa osservazione, perché penso che sia importante sottolinearla, per poi ho pochissimo tempo, vado un po' veloce. Nella relazione della sovrintendenza dice appunto che c'è un volume, e sappiamo tutti a cosa viene riferito, al discorso dell'impiantistica degli areatori, appare del tutto incongruo rispetto al contesto architettonico e lesivo delle dignità del monumento, in quanto visibile da tutti i coni visuali principali, cioè gli impianti sono visibili dalla terrazza, dalla piazza, da via Piai, e questo è sotto gli occhi di tutti. Qualsiasi persona che va in piazza vede che c'è questo abuso, bravo, ecco, grazie. A differenza, lei nella sua dichiarazione dice che la sovrintendenza nell'affermare ciò è stata tratta in errore, atteso che i vani tecnici realizzati non sono visibili da alcuna area pubblica. Io contesto questa affermazione che lei ha fatto in questa relazione, perché sono visibili da tutte le parti, sia da via Piai. Ultima cosa, rispetto al mascheramento che dovrà essere fatto, perché si dovrà mascherare quello proprio, come diceva il consigliere Casagrande. No, ma infatti no, giustamente l'ha definito molto bene, grazie. No, vabbè, comunque l'ha detto, sì. E il mascheramento vorrei capire chi dovrà farlo, perché noi stiamo acquisendo adesso un immobile, ok, che ancora non ha, cioè ha il mandato di fare questo mascheramento, cioè immagino che sia Fondazione Casamarca che dovrà eseguirlo. Mi chiedo i tempi rispetto a quando lo farà e basta, grazie. Bene. Altri interventi? Prego, Ingegner Curti. Allora, ribadisco quello che ho scritto nella relazione, anche se, devo dire la verità, ci ho messo un po' a capire la sovrapposizione dei piani. La parte che fa volume non è visibile dalla piazza perché è nascosta dal muro della loggia. Quello che noi vediamo sono tutti impianti e un muro che però dietro non ha un volume, quindi sotto il profilo di abuso non... Quindi non serve mascherarlo?
Sì, il mascheramento verrà fatto, ma no, ma quello che dice la sovrintendenza che si vede un volume, non è vero, non si vede il volume, vede gli impianti che verranno mascherati nei prossimi giorni. Abbiamo rilasciato l'autorizzazione per farlo, per occupare la piazza e dovrebbero iniziare i lavori, non so se domani o lunedì, quindi quello lo faranno. Ma il volume non è visibile tecnicamente. Poi se parliamo degli impianti, certo sono la prima a dire che si vedono benissimo, non sono orba, ma non sono tecnicamente un volume. Consigliere De Bastiani. Sono stupito delle dichiarazioni dell'ingegner Curti, perché io ho qui delle fotografie e altro che se si vedono, si vedono da Piazza Minucci, si vedono da Via Piai, si vedono dalla terrazza. Non so, se volete darci un'occhiata, posso anche passarvi le fotografie. Cioè, non è che si è daltonico e cosa, cioè, lo vedono come lo hanno visto tutti i vittoriesi finora. Il teatro non è chiuso, cioè si dà per scontato che se il comune non lo compra lo chiude. Ha chiuso i teatri di Treviso, Fondazione Cassamarca, perché dovrebbe chiudere quello di Vittorio? No, forse per un ricatto, non lo so, per una stizza, se non lo compriamo. Non mi ha risposto il sindaco se c'erano altri acquirenti, no? Visto che c'è tutta questa fretta, no? Che non ci sia qualcuno che ne passi avanti, che gli offre 3 milioni, e allora rimaniamo a piedi. E che il teatro deve stare a Vittorio, penso che non ci siano problemi, perché non vedo come potrebbero portarlo da un'altra parte. E quella volta che il consigliere D'Arè ha definito il contributo al Palafender una marchetta, no? E si parlava di 100.000 euro, 2 milioni e mezzo, allora e 2 milioni e mezzo cos'è? È una marchetta moltiplicata per 25. Comunque è chiaro ormai a tutti cosa stiamo, com'è la faccenda. Cioè la politica trevigiana ha deciso che Vittorio Veneto deve acquistare il teatro. Lo ha deciso e evidentemente la politica vittoriese, quella che adesso governa, si attiene alle disposizioni di Treviso e quindi immagino che la cosa andrà in questo senso. Cosa dire di più? Che le cose andranno così, che di fronte a 2 perizie si sceglie la perizia quella che vale 1 milione in più, e questa è la realtà. Il giudizio del buon padre di famiglia non mi sembra che sia preso in considerazione in questa occasione. Grazie, consigliere. Allora, mi sembra che gli interventi siano esauriti. Passerei, se il sindaco vuole, vabbè, prego, altrimenti passiamo in dichiarazione di voto. Al consigliere De Antoni volevo rispondere che tentativi di contrattualizzare in altro modo ce ne sono stati fatti e a iosa. Fondazione è sempre stata ferma fin dall'inizio, quando ha fatto la sua offerta a 2,5, considerando che fosse un sacrificio che faceva nel cederlo a un prezzo così basso, magari una necessità per la gestione delle sue cose, però il fatto di
aver detto 2,5 invece che 3,2, non so, butto là, per loro era già un favore che ci facevano. È un favore che coincideva con i loro interessi, per forza, bisogna che sia così, lo sappiamo tutti. Comunque i tentativi di facilitare lo scambio attraverso controllo della cifra richiesta o altre cose sono stati percorsi tutti quanti, però come dicevo anche prima, o lo compriamo o viene chiuso, oppure lo affittiamo, ma però con un affitto ben superiore alla rata annuale del mutuo che andiamo a fare. Sì, ma se la regola è quella 4-6 o 5-6, dovete ben considerare che sarebbe ben superiore comunque a una rata del mutuo che andiamo a pagare. 3% va bene, d'accordo. Poi vorrei altre due cose brevissime. La lettura del consigliere Bogliana e del consigliere De Bastiani circa il favore che Vittorio fa a altre entità sono letture assolutamente distorte. E l'ultima considerazione che faccio è questa: è per me un bel momento per la nostra città il passaggio che andiamo a fare. Nel mio primissimo intervento in questo Consiglio, quando abbiamo introdotto questo argomento, è stato quello di invitare, di metterci tutti quanti a creare l'evento e condividerlo in tutti. Vedo che invece la politica, quella cosa, sta facendo il suo corso ancora una volta. Mi dispiace, perché è una cosa bella per la città, fatta nel miglior modo possibile, e quindi mi rammarico di questo. Bene, chiusi gli interventi perché tutti hanno fatto doppio intervento. Presenti. Allora, è stato presentato un emendamento, io adesso lo leggo e poi lo mettiamo ai voti. Ok? Allora, emendamento proposto dal consigliere De Antoni. Non solo da De Antoni. Ah, scusi, De Antoni, Bagliana, Dus, De Bastiani, ok, e De Nardi. Vabbè, le firme non riesco a leggerle. Allora, oggetto, articolo 53 del regolamento sull'organizzazione e sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Comunali, emendamento alla proposta di delibera consigliare numero 229-2023, avente ad oggetto
aperte virgolette, acquisizione del patrimonio indisponibile del Comune di Vittorio Veneto al Teatro Lorenzo da Ponte, chiuse virgolette. Si chiede nelle premesse di inserire i seguenti commi. Preso atto, nel corso della discussione è emerso che la perizia dell'Agenzia delle Entrate presenta alcune incongruenze e carenze dovute alla non conoscenza da parte del tecnico incaricato di alcuni aspetti strutturali e giuridici del cespite oggetto della stima. Rilevata l'opportunità di sottoporre formalmente al tecnico dell'Agenzia delle Entrate tali carenze per valutare l'eventuale possibilità di modificare il valore di mercato del bene oggetto di stima, valore comunque soggetto ad alea estimativa del 10%, ritenuto di sospendere pertanto ogni decisione in merito all'acquisto del Teatro da Ponte, in attesa di detta revisione, preso atto infine della non necessità dell'espressione dei pareri ai sensi dell'articolo 49 decreto legge 267 del 2000 o di altri organi interni o esterni, si chiede di inserire nel dispositivo i seguenti punti. Di sospendere, per quanto riportato in premessa, l'esame del presente atto. 2. Di sottoporre formalmente al tecnico dell'Agenzia delle Entrate le considerazioni di cui alle premesse per valutare l'eventuale possibilità di modificare il valore di mercato del bene oggetto di stima. 3. Di integrare l'ordine del giorno del Consiglio Comunale convocato per lunedì 27 novembre con il seguente punto 2. Acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune di Vittorio Veneto del Teatro Lorenzo da Ponte. Poniamo in votazione scusate un attimo poniamo in votazione l'emendamento, apri votazione, votate. Allora l'emendamento è respinto con 11 contrari, favorevoli 5 e astenuti 0. Bene, adesso poniamo, anzi dichiarazione di voto. Prego le dichiarazioni di voto. Non ci sono dichiarazioni di voto? Sì, consigliere Rosset, capogruppo, prego. Grazie Presidente, buonasera. Consigliere Dus, non mi dirà mica che lei è andato a teatro una volta ogni 10 anni quando viene qui Presidente della Repubblica? Sì. No, fatemi fare. Le voglio ricordare che se i teatri sono gestiti bene hanno affluenza di pubblico. Io ricordo, perché c'ero in giunta con il sindaco d'Are, il primo anno che lui l'ha avuto in gestione dalla Fondazione Casamarca, ci sono state 35.000 presenze di persone. Quindi se gestito bene il teatro funziona. Veniamo adesso alla dichiarazione di voto su questo punto all'ordine del giorno. Il nostro gruppo consigliare è convinto che la cultura non è solo un fatto economico, ma è anche un fattore di identità, di coesione sociale, contribuendo a dare un reale beneficio a tutta la cittadinanza. Il nostro voto quindi è favorevole all'acquisto del Teatro Lorenzo da Ponte. Grazie. Grazie. Consigliere Rosset. Consigliere De Antoni, prego. Io ribadisco la nostra volontà di acquistare il Teatro da Ponte, che è un patrimonio della nostra città e alle quali non possiamo rinunciare. Non possiamo però, e io non voglio, accettare le imposizioni
Io però non voglio accettare le imposizioni di una fondazione che dovrebbe operare per favorire diciamo, la cultura nel territorio e ci impone di fronte a questo opt-out, a questo diktat. Quindi io non parteciperò al voto proprio per diciamo, contrastare, per mettere in luce questo comportamento assolutamente inaccettabile. Pensavo che il nostro emendamento potesse trovare una risposta come ultimo tentativo per raggiungere un valore di stima del fabbricato più ragionevole, non l'avete accettato e quindi da parte mia non parteciperò a questo voto. Consigliere Dus. Io, consigliere Rosset, credo che oggi il teatro sia gestito molto bene. Tanto è vero che chi oggi gestisce il teatro prima non aveva un teatro e riusciva a fare attività teatrali in maniera eccellente, esportando il teatro anche al di fuori di quello che è il luogo preposto, cioè un teatro fisico. Per cui, dal mio punto di vista, spero che poi la gestione possa continuare ad essere data a chi la sta gestendo attualmente. Ovviamente sosteniamo anche noi la cultura, l'abbiamo sempre fatto, mettendoci anche dei soldi importanti, come è stato fatto per il Palafender. Crediamo che però questa operazione non sia stata gestita nei migliori nei modi, dal punto di vista economico, finanziario, e pertanto abbiamo proposto un emendamento per tentare quantomeno di fare un'apertura e tentare di rimediare a questa, secondo noi, gestione non corretta. La proposta è stata poc'anzi bocciata, pertanto non parteciperemo al voto, proprio per dimostrazione del fatto che non siamo contro l'acquisizione del teatro, però siamo contro l'acquisizione del teatro a questo costo. Consigliere De Bastiani. No, non posso. Allora, noi ribadiamo che Fondazione Cassamarca non dovrebbe scaricare il teatro da ponte, venendo meno alle sue finalità di mandato, e se proprio avesse bisogno di liquidità potrebbe benissimo recuperarla da uno dei 4 teatri che ha a Treviso. Non riusciamo a capire perché debba rivalersi sul teatro di Vittorio Veneto, per cui noi voteremo contro l'arroganza di Fondazione Cassamarca e l'offesa che fa a tutta la cittadinanza. Non si tratta di ingoiare rospi, si tratta di un sistema civile di rapporti. Voteremo contro lo spreco di 1.300.000 euro, perché se proprio si doveva comprare si poteva benissimo imporre la perizia di Pellicciari, di un bravo professionista, come è stato detto, e votiamo contro la priorità di intervenire nel teatro quando ci sono delle priorità molto più importanti dove bisognerebbe intervenire e dove ci sono delle emergenze e delle sistemi da mettere in sicurezza, come la biblioteca civica, che vi ricordate, l'abbiamo visitata a inizio mandato e poi non abbiamo più fatto niente, come la Rotonda e come Villa Papadopoli, che come tutti quanti sapete sta crollando a prezzi. Ecco, questo è il motivo per cui noi votiamo contro. E che ci venite a dire a noi che siamo contro la cultura, questo non ha bisogno di commenti. Consigliere Casagrande. Sì, buonasera a tutti. Grazie Presidente. Questa sera abbiamo partecipato ad una lezione di economia e strategia aziendale veramente impressionante. Abbiamo sentito delle idee, delle opinioni veramente, credo, fuori dal mondo. Insomma, la prossima volta vado a comprare un lotto di tabacco, credo che mi porterò via tutta la minoranza, perché le capacità di trattativa che avete sono allucinanti. Detto questo, si parla di cultura, e quando si parla di cultura credo bisogna ovviamente avere un occhio di riguardo, e soprattutto se si parla di un teatro.
C'è una perizia dell'Agenzia delle Entrate. Non credo, cioè abbiamo parlato tanto questa sera, l'Agenzia delle Entrate, vogliamo andare a fare una mozione a dire guarda non ti a fare una perizia fatta bene, te digami come farla all'Agenzia delle Entrate. No, gliel'ho detto prima, consigliere, gliel'ho detto prima, non sono d'accordo, l'ho bocciata, mi faceva... Dai, per piacere, sto parlando, quando voi parlate io sto zitto. Prego, consigliere, che dichiarazione di voto. Niente, per piacere. Detto questo, al di là di tutti i discorsi che si possono fare, il prezzo lo riteniamo congruo, ci va bene, lo votiamo, se la maggioranza ha deciso di comprarlo, comprenga il teatro, punto. E non voglio, veramente mi dispiace che i colleghi non siano qua presenti, che non si azzardi nessuno a dire che il mio voto è un favoritismo, perché io rispondo ai cittadini. No, silenzio per piacere, silenzio. Allora, silenzio in aula, prego continui e faccia la dichiarazione di voto, che così chiudiamo la faccenda. Prego, consigliere. Offeso perché rispondo ai miei cittadini e non posso e non... Silenzio in aula, cortesemente, consiglieri, lasciate fare la dichiarazione di voto. Non potete gridare senza microfono. Per cortesia. Silenzio. Posso andare avanti, Presidente? Perché tutta la sera che parlo sono sempre stato zitto. Non accetto di essere offeso in questi termini, ok? Non faccio favoritismi a nessuno, sono qui ad alzare la mano al servizio degli elettori che mi hanno votato e il voto mio e della mia collega, con la quale condivido le idee, ok? E non siamo qua a fare favoritismi nessuna delle due, votiamo a favore. Grazie, consigliere. Silenzio in aula, silenzio. Prego, consigliere Varaschin, dichiarazione di voto. Grazie Presidente. Allora ho sentito un po' di tutto. Per cortesia. Silenzio in aula, per cortesia. Silenzio, altrimenti interrompo e riprendiamo fra mezz'ora. Prego, consigliere Varaschin, continui. Grazie Presidente, ho sentito un po' di tutto e una bella confusione. Comunque, per quello che riguarda le perizie, mi ricordo che nel privato il venditore presentava la sua perizia, il compratore la sua, molto spesso erano di gran lunga differenti. Allora si chiamava ad esprimersi un terzo perito. La Camera di Commercio aveva addirittura istituito il Curia Mercatorum, che era un centro di mediazione ed arbitrato che serviva a dare una perizia congrua e difficilmente eccepibile. E nonostante tutto questo, molte volte succedeva che c'erano delle richieste diverse da parte dell'Agenzia delle Entrate. Questo per dire che, come consigliere, mi sento molto più tranquillo a votare in presenza della perizia dell'Agenzia, che secondo me in questa situazione è l'arbitro massimo. E sono d'accordissimo con il consigliere Casagrande che non accetto lezioni del tipo che ci avete dato questa sera, che stiamo facendo una marchetta. Grazie, il mio voto è favorevole, grazie Presidente. Grazie, consigliere Varaschin. Concludo io con la dichiarazione di voto di Forza Italia. Anche Forza Italia ritiene, silenzio per cortesia, che la città di Vittorio Veneto si meriti un teatro, pertanto noi siamo favorevoli al voto. Passiamo in votazione. Allora. La delibera è approvata con favorevoli 11, contrari 2, astenuti 0 e assenti dall'Aula 4. Votiamo ora l'immediata eseguibilità.
La delibera è immediatamente eseguibile con favorevoli 11, contrari 2, astenuti 0 e assenti 4 dall'Aula. Passiamo ora al punto numero 4 dell'ordine del giorno. Variante numero 70 al PRG, variante verde, per la riclassificazione di aree edificabili di cui è l'articolo 7 della legge regionale 4 del 2015. Adozione ai sensi dell'articolo 50,6 della legge regionale 61/1985. Lascio la parola al Sindaco per l'illustrazione della delibera. Prego, Sindaco. Volevo soltanto ricordare che il foglio che vi è stato distribuito contiene i nominativi dei richiedenti la variante in visione vostra, perché possiate capire se per caso c'è della parentela entro il 4° grado, il che limiterebbe la possibilità di votare, e quindi un controllo preventivo di ciascuno di voi. Lascio la parola per l'illustrazione della delibera all'ingegner Curti. Prego. Sì. Scusate, chiedo ai consiglieri De Antoni, Dus, Denardi e Tonon di reinserire il badge, se possibile, grazie. No, Tonon e via. Sì, grazie. Non so. Bene, prego. Bene. Buonasera. Portiamo all'attenzione di questa sera la cosiddetta variante verde. Sapete che è una variante che facciamo grosso modo una volta all'anno e che nasce, che nasce da una manifestazione di interesse che di solito facciamo all'inizio dell'anno, in esito alla quale i cittadini che hanno aree edificabili richiedono che le stesse vengano trasformate in aree non edificabili. Quest'anno abbiamo depositato a gennaio il nostro bando, il nostro avviso. Sono arrivate 12 richieste di trasformazione da area edificabile ad area non edificabile. Di queste 12 osservazioni, l'ufficio propone nei documenti che avete di accoglierne o accoglierne parzialmente 9 e di respingerne 2. Tuttavia, per quanto riguarda la prima richiesta, c'è un emendamento presentato dal sindaco, però è molto articolato e tecnico. Io lo leggerei prima ancora di illustrare, o lo leggiamo alla fine? Allora spiego io la logica. Sì, perché poi va letto, però è un po'... Prego, Sindaco. Come avevo già detto in sede di commissione, ero a conoscenza, ma non mi ricordavo più bene, delle motivazioni che avevano indotto uno dei richiedenti la variante, esattamente il numero 1,
che rappresentava la sua difficoltà amministrativa della sua azienda, diciamo in campo agricolo, nei suoi rapporti con AVEPA, Agenzia delle Entrate, eccetera, perché appariva che ci fosse come una edificabilità su un terreno che era annesso alla sua attività, quindi aumentando la quantità di viaggi fisici che doveva fare per accompagnare le carte, far copie, integrazioni che gli venivano chieste, la quantità di IMU che ci pagava sopra era infima, non era quello, chiedeva soltanto di avere la vita semplificata da questa variazione. Gli uffici ho visto che analizzando liberamente avevano denegato, ho chiesto agli uffici di rivedere quello che era possibile di fare, da cui nasce questo emendamento che prego anche l'ingegnere Curti di leggere perché è molto complesso e tecnico. Ma la logica è quella, insomma. Prego, ingegnere Curti. Grazie Presidente, l'ha già riassunto il Sindaco, nel senso che viene richiesto di trasformare in zona agricola un ampio compendio, la maggior parte del quale già non è edificabile in quanto è in verde di rispetto tutelato. Una parte ricade in zona C, una parte ricade in zona A. Allora, premesso che le varianti verdi non vanno a rizonizzare, vanno a togliere edificabilità, per cui all'interno di quello che è il centro abitato noi togliamo l'edificabilità destinando le zone a verde di rispetto o tutelato. Quando ci troviamo invece con aree edificabili al margine dell'edificato e quindi a confine con la zona agricola, per una continuità urbanistica diamo come destinazione quella agricola. Quindi in questo caso non possiamo accogliere la richiesta di zona agricola, possiamo tuttavia rendere inedificabile la porzione che ricade in C1 e quindi trasformarla in verde di rispetto tutelato, non possiamo farlo per la porzione che ricade in zona A perché è già edificata. Quindi vedremo anche più avanti, illustrando le varie richieste, laddove viene chiesto di rendere inedificabile un'area già edificata, chiaramente la risposta tecnica non può che essere contraria. Io do lettura dell'emendamento che è molto lungo per il semplice fatto che si devono cambiare tanti piccoli pezzi in tante parti dei documenti. Come volete. Se volete ve ne faccio fare una cosa. Sento i capigruppo. Se mi date l'ok lo diamo per letto. Allora, consigliere De Antoni, ok. Consigliere Dus, ok. Consigliere De Bastiani, va bene, perfetto. Consigliere Casagrande, ok. Consigliere Varaschin, ok. Consigliere Rosset, ok. Posto. Consigliere Sant'Antonio, ok. Prego. Alla prima richiesta, in accoglimento quindi no, bisogna votarlo però adesso. Adesso lo mettiamo al voto. Dato per letto, allora apriamo la... Scusate un attimo che... Apriamo la votazione. Favorevoli all'emendamento? L'emendamento? Prego, votate. Mancano i consiglieri Varaschin che non ha votato ancora e Rasera, vedo qua. Benissimo, adesso avete votato tutti. Allora, favorevole all'emendamento 14, contrari 0, astenuti 2, Bagliana e
De Bastiani. Quindi l'emendamento è approvato. Ingegnere Curti vuole continuare? A seguito dell'accoglimento dell'emendamento, la prima richiesta viene parzialmente accolta, nel senso che la porzione di area in zona C1 viene trasformata in verde di rispetto tutelato come la maggior parte del lotto, non viene invece trasformata la porzione di area in zona A in quanto già edificata. Grazie. Ok. Scusi, pensavo avesse finito. Continui pure. 11. No, ma sono veloci. Sì, votazione. Richiesta numero 2. Viene fatta la richiesta di riclassificare l'area ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 del 2015, che è quella che introduce le varianti verde, quindi senza indicare una destinazione di zona. In questo caso anche parzialmente accolta, in quanto parte dell'area è già verde di rispetto tutelata, quindi viene modificata in verde di rispetto tutelata la porzione di area che ricade in zona C1. Istanza numero 3, anche qua la richiesta è generica ai sensi della legge 4 del 2005, anche in questo caso parte dell'area è già verde di rispetto tutelato, quindi parziale accoglimento perché solo la parte in zona C1 si propone di trasformarla. Richiesta numero 4, analoga alle precedenti, sia come richiesta che come parziale accoglimento per quanto riguarda la parte in C1 che viene trasformata in verde di rispetto tutelato. La richiesta numero 5, siamo lungo la statale, viene chiesto la riclassificazione sempre ai sensi della legge, quindi senza indicare una destinazione, da una C1 passiamo a un verde di rispetto tutelato. Richiesta numero 6. Viene chiesta la trasformazione dell'area individuata in rosso di 330 metri quadri completamente all'interno dell'edificato. Siccome si andrebbe a creare un francobollo di pochi metri quadri, la proposta è di non accoglierla. Normalmente si accoglie quando è limitrofa ad altre aree o comunque si evita di creare dei microlotti di zone. Richiesta numero 7. Parzialmente accolta, qua diversamente dalle quelle che abbiamo viste prima siamo ai confini con la zona agricola e quindi l'area viene riclassificata come E3, quindi agricola. Richiesta numero 8, anche qua siamo in prossimità di una zona agricola e quindi viene riclassificata come la precedente in zona E3. Richiesta numero 9, la parte di C1 viene classificata come verde di rispetto o tutelato, quindi parzialmente accolta perché il resto della è già numero, me ne sono saltata una? La 10 sì? Ah. Ok, no, la 10 l'avevo saltata. Ah no, scusatemi, avevo letto io, ho sbagliato, scusatemi. Allora, la 9, la 8 era accolta parzialmente, la 9 accolta, che è questa, e avevo sbagliato a schiacciare, scusatemi. La numero 10 non viene accolta perché in parte è C1, ma è un C1 già edificato, come potete vedere anche dalla cartografia. In parte è già verde di rispetto tutelato, in parte è standard, quindi la parte che si dovrebbe andare a trasformare è la C1, ma essendo già edificata non è accoglibile. Scusate la confusione.
La numero 11 viene accolta parzialmente per la porzione di C1, loro avevano indicato una zona in C1 più vasta, ma la parte edificata, come già detto, non può essere trasformata in zona inedificabile, viene accolta per la porzione che vedete indicata con il contorno rosso, che non è edificata. La numero 12, anche questa viene parzialmente accolta perché gran parte dell'area è già in verde di rispetto tutelato e viene trasformato in verde di rispetto tutelato anche la porzione in zona C1. E con questo, scusate ancora per la confusione, ho illustrato le 12 richieste pervenute e la proposta di modifica al piano regolatore. Bene, grazie. Votiamo perché non vedo nessun tipo di intervento. Allora, dichiarazione di voto, giusto per chiedere? No? Prego, votate. La delibera, tutta la delibera. Vedo 2 voti. La delibera è approvata con favorevoli 16, contrari 0, astenuti 0. Passiamo all'ultimo punto dell'ordine del giorno, variante numero 74 del 2023, al piano regolatore per modifica dell'articolo 92 delle norme tecniche di adozione. Lascio la parola al sindaco, ingegner Curti, per l'illustrazione della delibera, se serve, altrimenti passiamo in discussione. Sì. Forse è il caso che è molto tecnica, probabilmente vale la pena che sia... Allora, ingegner Curti, prego. Grazie. Allora, prima di iniziare ad illustrare, segnalo solo un errore, purtroppo, che a pagina 2, al comma 1 della nuova formulazione dell'articolo 92 abbiamo scritto idraulico anziché alluvioni, piano di gestione del rischio delle alluvioni. Poi passerò comunque alla segreteria per correggere questa svista. Allora, questa variante nasce dalla necessità di fare ordine a un contrasto che si era creato fra la nostra normativa di piano e gli strumenti sovraordinati destinati a disciplinare e soprattutto a tutelare dal rischio idraulico e dal rischio delle alluvioni. Il nostro articolo 92, nella formulazione attuale, dice: comma 1. Nelle aree a rischio geologico e idrogeologico è vietata ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia, fatte salve le opere inerenti alla difesa e consolidamento del suolo e del sottosuolo. Questo articolo nasce con il nostro piano regolatore negli anni 90 e nasce sulla base delle valutazioni che venivano fatte all'epoca, quando si adottava un piano regolatore, che veniva fatta l'analisi geologica e idrogeologica. Scusate in aula, se non serve la spiegazione, votiamo e basta. Prego. Sì, e quindi non erano state individuate aree con rischi particolari. Successivamente, negli anni, abbiamo avuto una serie di piani di settore destinati proprio a gestire il rischio idraulico e il rischio geologico. Il primo è stato il piano di assetto idrogeologico, o PAI, che andava a individuare sul territorio del comune
le aree con pericolosità e rischio sia idraulico che idrogeologico. Successivamente, invece, lo scorso anno è stato approvato il piano di gestione del rischio delle alluvioni o PGRA e con l'entrata in vigore di questo piano il PAI cessa di avere efficacia per la parte idraulica, continua ad averla per la parte geologica, il PGRA disciplina il rischio e il pericolo idraulico. Cosa è successo? Che questi piani hanno individuato, chiaramente essendo piani specifici di settore, sono andati in maniera più approfondita ad analizzare la situazione, quindi hanno individuato una serie di aree con pericolosità graduata da 1 che è pericolosità moderata, a 3 che è molto pericolosità elevata, non molto pericoloso, oltre alle aree di attenzione, e dettando una disciplina specifica per ogni livello di pericolosità. Purtroppo il nostro piano era rimasto fermo a prima, quindi vietava l'edificazione in tutte queste aree, ancorché molte di queste aree ricadessero in zona edificabile, una C1 ad esempio. Sia il PAI che il PGRA prevedono il divieto di edificare nelle zone a rischio e pericolosità elevata, se non per le opere, ma come diceva già il nostro articolo, volte alla difesa e al consolidamento del suolo e del sottosuolo. Ma per le zone di attenzione e per le zone a pericolosità moderata o media danno la possibilità di edificare con determinate attenzioni. Quindi il lavoro che è stato fatto è riportare queste previsioni degli strumenti sovraordinati all'interno del nostro articolo 92. Vi vado a leggere la formulazione che abbiamo proposta. Comma 1. Dalla data di entrata in vigore del piano di gestione del rischio, e qua avevamo scritto idraulico anziché alluvioni, chiedo scusa, PGRA, cessano di avere efficacia il piano di assetto idrogeologico e il piano d'area per le sole disposizioni relative alla pericolosità e al rischio idraulica, che di conseguenza sono disciplinate esclusivamente dal PGRA e dal PRG. Rimangono efficaci le disposizioni e le mappature contenute nel PAI relative alle aree a pericolosità e rischio geologico, così come già riportate nella Carta dei vincoli del PRG, e le disposizioni del piano d'area Prealpi Vittoriesi Alta Marca, di cui alla tavola 1 Sistema delle fragilità, articolo 4, ambiti ad elevata pericolosità idrogeologica delle NTA, laddove non in contrasto col PGRA. 2. Nelle aree individuate nella tavola dei vincoli del PRG con l'indicazione di pericolosità geologica e relativo grado di pericolosità e zone di attenzione, le attività di trasformazione urbanistica ed edilizia sono disciplinate dalle presenti norme tecniche di attuazione e dal PAI. Quindi nelle aree che noi il PAI l'avevamo già cartografato nella nostra tavola dei vincoli, laddove troviamo zone a pericolosità geologica e poi su ogni zona c'è il relativo grado di pericolosità, valgono le norme del nostro piano regolatore, perché questo è un vincolo, quindi se sotto c'è una zona edificabile, quella è una zona edificabile, e vanno lette assieme alle norme del PAI. Laddove consentiti dal PAI, gli interventi su edifici esistenti che eccedono la manutenzione ordinaria, ivi compresi gli interventi di ristrutturazione con sostituzione edilizia e gli interventi di nuova costruzione, devono essere accompagnati da un approfondimento geologico delle condizioni di stabilità esteso a un ambito significativo della zona di intervento. Inoltre, l'intervento dovrà prevedere obbligatoriamente opere di miglioramento e o adeguamento e o rafforzamento locale sulle strutture dell'edificio. Queste sono esattamente le parole che dice anche il PAI, non ce le siamo inventate. 3. Nelle aree a pericolosità idraulica e nelle zone di attenzione individuate dal piano di gestione del rischio di alluvioni, le attività di trasformazione urbanistica ed edilizia sono disciplinate dallo stesso PGRA, ho saltato una riga, e dalle norme tecniche di attuazione del PRG. Nelle aree P3A, pericolosità idraulica elevata, e P3B, pericolosità idraulica elevata, sono consentiti gli interventi di cui all'articolo 12 delle norme tecniche di attuazione del PGRA, che sono gli interventi di cui si diceva prima, volti alla difesa e al consolidamento del suolo.
Nelle zone di attenzione e nelle aree classificate P1 pericolosità idraulica moderata e P2 pericolosità idraulica media, oltre agli interventi previsti dalle norme tecniche di attuazione del PGRA, sono consentiti gli interventi previsti dal PRG previa verifica della compatibilità idraulica condotta sulla base della scheda tecnica allegata alle stesse norme tecniche di attuazione del PGRA. Al PGRA è allegata una scheda tecnica proprio per poter valutare gli interventi che vengono svolti nelle zone P1, P2 e di attenzione. Nelle zone di attenzione, inoltre, deve essere garantito il non superamento del rischio specifico medio. Questo perché le zone di attenzione non hanno già un rischio valutato, per cui nel fare queste schede allegate al PGRA viene anche evidenziato il livello di rischio della zona e quindi va garantito il non superamento del rischio medio. I commi 4 e 5 sono esattamente quelli che già c'erano nell'articolo 92 al comma 3 e al comma 4 e quindi in ogni caso devono essere rispettate le fasce di tutela e zone di rispetto previste dall'articolo 41 della legge regionale 11/2004, le fasce di rispetto dei corsi d'acqua. L'attività edificatoria in prossimità dei corsi d'acqua demaniali, nonché la sistemazione e regimentazione di questi ultimi e delle loro sponde, è subordinata a quanto previsto dal Regio Decreto 25 luglio del 1904, numero 523, testo unico sulle acque pubbliche. Questa è la variante che andiamo a proporre. Come aveva evidenziato il collega, l'ingegnere Della Giustina, in commissione martedì sera, noi questa variante la stiamo testando su alcune pratiche che sono purtroppo rimaste ferme proprio in attesa di sbrogliare la matassa e per le pratiche su cui abbiamo provato a testarla sembra abbastanza logica e funzionante. E questo è il tutto. Grazie, ingegner Curti. Bene, se non ci sono interventi passiamo in dichiarazione di voto. Dichiarazione di voto, non ci sono, passiamo in votazione. Prego, votate. Per la delibera in oggetto, favorevoli 16, contrari 0, astenuti 0, la delibera è approvata. Bene, per questa sera abbiamo finito, grazie, buonanotte. Grazie.